stata proprio la vittima 14enne di paese che ha riconosciuto grazie alle telecamere di videosorveglianza il giovane che l'ha molestata sessualmente. 20 anni del Bangladesh, senza fissa dimora e nulla facente. Il racconto della ragazzina è preciso, nessuna esitazione. Domenica scorsa si trovava in stazione, il suo treno era stato cancellato, così ha atteso che il papà tornasse a prenderla. Si è seduta fuori, accanto a lei, il molestatore. Prima hanno iniziato a parlare, poi è scattata l'aggressione. Lui ha tentato un approccio tentando di baciarla e l'avrebbe baciata, insomma, non proprio in bocca, ma in una zona abbastanza vicina. La 14enne si è divincolata e l'ha spinto via. Lui ha desistito e si è allontanato. Il 20enne era già stato arrestato lo scorso 25 ottobre nell'area della stazione delle Corriere di Montebelluna per aver palpeggiato un'altra minorenne. Era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma, ma dopo 2 giorni non si era più presentato. Ora è ricercato soprattutto in zona Treviso, dove potrebbe essere ospite di qualche connazionale. Il ragazzo è irreperibile, comunque lo stiamo cercando attivamente, era già stato sottoposto a una misura cautelare presso la stazione di Montebelluna, alla quale poi si è sottratto, per cui abbiamo segnalato questo fatto all'autorità giudiziaria per chiedere l'aggravamento anche di questa misura. Il giovane dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale. La ragazzina sotto shock ha avuto il coraggio e la forza di riconoscere il suo aggressore che, visto i precedenti, potrebbe vedere aggravata la prima misura anche fino alla detenzione in carcere. E presento subito i 2 graditissimi ospiti. Abbiamo collegata con noi Martina Zago, psicologa. Ah no, deve ancora collegarsi. Allora presento subito Luigi Susin, imprenditore. Eccolo qua. Grazie, buongiorno a tutti. Visto che siamo partiti con questo servizio in attesa del collegamento con Martina Zago, psicologa, sentiamo cosa ne pensa Luigi Susin. Lui è coordinatore anche di Fratelli d'Italia, è un imprenditore, è una persona che cerca anche di capire cosa sta succedendo anche in politica, perché con una politica, un governo così litigioso, non è che le cose possono andare bene per noi, perché dovrebbero essere concentrati su quello che succede nel territorio e non su altre cose, perché il territorio è molto fragile in questo momento, fragilissimo, specialmente per la figura femminile. Prego, Susin. Grazie Mirella. No, allora io sono responsabile del Dipartimento Imprese e Mondo Produttivo a livello regionale, non sono un coordinatore di Fratelli d'Italia. Cosa dire? Beh, quello che ascoltiamo da voi sui servizi che mandate sono cose che purtroppo succedono tutti i giorni, che è spiacevole ascoltare, nel senso che questa persona ha già comunque avuto dei precedenti, dovrebbe essere già stata presa una misura in cui lo mettesse nelle condizioni di non creare più problemi a altre persone. Io sono molto vicino alle forze dell'ordine, nel senso che hanno, secondo me, una forza di volontà di fare il suo lavoro che è abnorme, nel senso che oggi prendono una persona, domani lo vedono già fuori e il lavoro che hanno svolto il giorno precedente è svanito. Quindi bisogna cercare di migliorare questa situazione, secondo il mio punto di vista, trovare il sistema di dargli le possibilità di lavorare in modo adeguato con risultati ovviamente certi. Il risultato certo è quello che questa persona, questo ragazzo che ha molestato la ragazza deve essere preso, messo in carcere o mandato, visto che è qua senza permesso di soggiorno, da dove è arrivato. Dobbiamo ancora arrivarci, Mirella, a questo purtroppo. Noi ce ne parliamo sempre, però i risultati non li vediamo ancora definitivi. Io spero che oggi abbiamo un ministro che sa cosa vuol dire fare giustizia e che riesca nei termini, insomma, del suo mandato a migliorare quello che è l'ambito della giustizia nostra italiana, perché ne avevamo veramente bisogno.
Il problema è che non servono ormai le parole, servono fatti. Questo è il problema. E non è possibile che sia il cittadino che si deve difendere. No. Non è possibile che il cittadino sia lui che deve prendere queste precauzioni e fare prevenzione. Perché lo trovo pericolosissimo, perché queste persone viaggiano con i coltelli, viaggiano con le pistole, non hanno niente da perdere e siccome sanno che non hanno niente da perdere, più inesperti sono e più pericolosi sono e delinquono. Andiamo a vedere anche questo ferito, ladri vede l'ago, andiamo a vedere. Mi sono ritrovato praticamente di fronte al ladro che ha iniziato a scappare, l'ho inseguito intorno a casa e poi ha cercato di fuggire dalla recinzione, l'ho braccato, però la recinzione ha ceduto e siamo caduti dal lato opposto di schiena. A quel punto ho visto 3 torce avvicinarsi ed erano probabilmente i complici che mi hanno colpito con qualche pugno alla testa e qualche calcio al fianco. Erano in 4 contro 1. 4 contro 1. Si è ritrovato al centro di un vero e proprio pestaggio, Marco, nome di fantasia, il giovane 27enne di Vedelago che martedì sera si è ritrovato i ladri in casa e accanto al padre ha tentato di rincorrerli. Attimi, istanti concitati e drammatici. Il loro obiettivo era quello di farmi mollare la presa e così ho fatto e mi sono chiuso a riccio gridando basta basta e lì mi hanno lasciato, hanno rialzato l'altro tizio, l'altro ladro e sono iniziati a scappare per il campo. Violenza fisica ma anche verbale che con ogni probabilità ha tradito anche la provenienza dei delinquenti. Hanno detto Shifsharot. Che significa? Tipo ti scopo la famiglia, qualcosa del genere. Non avevano armi, coltelli? Guarda, io spero che non li avessero. Fortunatamente non li hanno utilizzati. Se li avevano, dopo non so, magari erano semplicemente, non avevano assolutamente nulla dietro. A me va bene che sia andata così, va più che bene. A Marco e alla sua famiglia è arrivata la vicinanza del sindaco romano. Non sai chi è il tuo dirimpettaio in questa questione e non sai cosa potrebbero avere in tasca queste persone che secondo me sono dei professionisti da questo punto di vista, non è gente improvvisata. Bande specializzate dunque con la stessa polizia locale che sta visionando le immagini della videosorveglianza, ma per il primo cittadino serve fare un passo ulteriore. Una volta presi però queste persone, se devono essere messe in prigione e devono rimanerci in prigione, quindi una giusta pena e la certezza della pena. Quanto a Marco, che dopo le botte resta con una forte emicrania, la sua è una riflessione amara. Sapere che qualcuno ti entra in casa mentre tu ci sei fa paura perché dici cavolo, fin dove possono spingerti. Abbiamo Rinaldo da Venezia in linea, ciao Rinaldo. Rinaldo? Niente. Allora, se non lo sei. Sì, ma Rinaldo? Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. E allora, volevo dire sulla giustizia, che vediamo, siamo invasi da sta gente che va a rubare, che viene in case, che approfitta delle persone anziane. Ma dove siamo arrivati? È la politica, ma di cosa siamo lì a parlare? È la politica, non interessa niente, perché è anni e anni che andiamo avanti con questi fatti. Bisogna fare, ma non si rende conto, se dopo uno occupa qualcuno in casa, va in era, gli fa il processo, fare il cesso in America, che guarda tanto l'America, se ti va a casa sua, basta su un giardino, e ti colpa, ti sei dentro casa sua, ti sei a posto, perché ti sei nel suo seminato. Guardi gli altri, bisogna che prendiamo in vita, e dare 300.000 euro alla famiglia, che sarebbe da occupare anche alla famiglia. Siamo di Mirella a farsi rendere ridicoli dal mondo intero, perché piangiamo sulle robe che volevano gli altri. Una volta che ti agganciai, basta, ti mandi al suo paese o ti porti, ti dica, anche se non vuoi, ti dica e ti vieni via. Sembra un'assurdità. Un povero pensionato, una vecchia, una persona anziana, in 4 io ciappa, ma le robe da fare. C'è delinquenti, c'è gente che non ha nessun rispetto neanche per la gente anziana.
è ancora più vergognoso, perché va bene, uno può un momento di rabbia, ma ti sappi un uomo da 80 anni, 85, e ti ho bastoni, come ti puoi? Chissà che brucia le mani, facciamo come che fai i turchi che la gente ha, qui va e gratta, che taglia le mani, qui non va più roba, qua in Italia, e sta massa che dentro, ma la Venezia cosa chi fa? Dei furti, dei borseggi, e quando chi zampa, addirittura i bastoni carabinieri, ma dove si sente queste robe? In America, quando chi ti diceva, vedi in alto le mani, se ti hai mai in scarsei, ti spari te colpa, perché non sa se ti pone una pistola. Qua in Italia c'è tutto permesso, ma da poi Pulma nessuno impara le ore, addirittura con un controllo se permette di domandare il biglietto, io bastona, ma dove siamo arrivati? Non siamo mai arrivati come questo punto che è qua. Io capisco che fame, e ora qui i buoni li teniamo, tanti rimaniamo in casa sua. E sarà colpa una con l'altro? E roba non cambia mai. Grazie Rinaldo, abbiamo sentito il nostro Rinaldo, le riflessioni. Saluto anche la dottoressa Martina Zago, psicologa, che la vedo finalmente collegata con noi. Allora si presenti dottoressa Zago, prego. Salve, buongiorno, mi sentite sì, finalmente? Bene, adesso fortunatamente bene. Io sono assistente sociale presso la cooperativa Nuova Vita di Campo San Piero. E come vede la situazione dal suo osservatorio? Questa donna, tante panchine, ma poi non abbiamo il dopo panchina, si sente sempre più sola e meno protetta. Tante cose sono state fatte, però i numeri che abbiamo di femminicidi, di aggressioni, veramente fanno molto pensare, perché anche voi potete fare quello che potete fare, siete in pochi rispetto a quello che vorreste anche aiutare. Prego, dottoressa. Allora, noi siamo una cooperativa che gestisce servizi per il territorio, siamo presenti nel territorio del Campo Sampierese dal 1997, noi gestiamo servizi per l'area anziani, disabili, minori, e abbiamo sportelli di ascolto e di aiuto per il territorio. Cosa sentite su questi sportelli di ascolto, dottoressa? Cosa dicono le persone che chiamano? Diciamo che il bisogno è sempre più in aumento e le difficoltà sono sempre più in aumento, hanno proprio bisogno di assistenza di base, soprattutto per quanto riguarda l'area disabilità e per quanto riguarda l'area anziani che noi insomma gestiamo di più. Abbiamo anche degli studi medici e quindi riusciamo ad entrare in contatto con le persone anche attraverso questi studi medici e sentiamo le più disparate esigenze appunto che arrivano dal territorio. Dottoressa, cosa la preoccupa di più proprio come donna, come persona femminile? Sente che c'è questo disagio da parte della donna, questa donna che nonostante essere stata massacrata di botte, deve lei lasciare la casa al marito e andare in una struttura protetta? Invece io sono dell'idea che dovremmo anche portare il marito in una struttura protetta e lasciare la donna nella sua casa con i suoi figli, perché veramente trauma su trauma. Ecco, non le sembra che oltre alle panchine forse il governo, visto che abbiamo anche delle senatrici, delle onorevoli, dovrebbero fare quel passo in più per cercare proprio di difendere questa donna? Perché noi vediamo questi aggressori che veramente poi sono anche o gli arresti domiciliari, che vorrei capire cosa vuol dire, oppure veramente girano tranquillamente senza nessun problema. Ecco, Susi, come commentiamo le parole anche della dottoressa Zago e di quello che abbiamo sentito nei servizi e di questo disagio a livello psicologico, la paura, ecco, la paura di trovare dietro l'angolo queste persone, perché ormai ogni giorno le sentiamo, non è che passi tanto tempo. Prego, Susi. Allora Mirella, il concetto è semplice sotto un certo punto di vista. Il governo Meloni in questo momento sta già lavorando in questo senso. Gli sbarchi che stanno arrivando in Italia sono, non dico dimezzati, ma quasi. Abbiamo una situazione del paese attuale di
persone che sono nel paese, che va monitorato, che va adeguato e che va sicuramente messo in ordine. Ma Susi, non passiamo sempre il cerino dello sbarco. Noi abbiamo... No, lo sbarco era per fare il cappello. Cerchiamo di capire invece la sicurezza della donna, che è il marito italiano, che è il bravo ragazzo. Perché ogni volta il cerino passa da un'altra parte. Ci arrivavo, Mirella. Allora, il concetto è che la donna è la figura fragile, no? E quindi va protetta, va tutelata e va, secondo me, messa nelle condizioni di vivere in modo adeguato. L'uomo che aggredisce la donna, secondo me, va punito immediatamente e, come dicevo prima, per il ragazzo che ha aggredito la ragazzina va messo o in carcere o in strutture adeguate. Non è la donna che dovrebbe andare via di casa, nel caso che stiamo parlando. Questo è successo, non so come mai qualcuno si è preso la responsabilità di fare questa operazione, vuoi perché comunque la donna era più protetta in una struttura piuttosto che, perché abbiamo già sentito la donna che comunque è a casa e l'uomo è andato comunque a casa nonostante il braccialetto elettronico e quant'altro e l'ha ammazzata. Quindi in questa situazione qua particolare non la conosco, però devo dire, se hanno preso una soluzione del genere, probabilmente è stata pensata in un certo modo. Fermo perché se no mi cade la linea, abbiamo Giacomo da Cavallino Tre Porte, perché se no il centralino poi si blocca. Vai Giacomo. Buongiorno, grazie dell'opportunità che mi date di parlare e di esprimere la mia idea. Bisogna eliminare la legge Catania, pene certe e carta bianca a pulizia. Quando che li prendono lo devono portare in galera e essere mantenuti con le tasse nostre, devono essere mandati a casa sua. Grazie e buongiorno. Vorrei una risposta semplice sì, adesso te la diamo subito Giacomo. Allora terminiamo e rispondiamo anche a Giacomo. Sì, Susi? allora per concludere volevo tornare anche su quello che diceva la dottoressa Zago. Il telespettore Giacomo di prima. Rinaldo, esatto, sul fatto che lui faceva riferimento all'America. L'America è un paese che ha delle misure diverse dalle nostre, delle volte magari anche efficienti, però abbiamo visto anche delle situazioni spiacevoli, no? Quindi è vero, sono d'accordo con il telespettatore che se una persona deve entrare in una casa deve suonare il campanello e chiedere permesso, e su questo non c'è dubbio. Nel momento in cui io entro in maniera fraudolenta in casa di un'altra persona devo aspettarmi che ci sia una reazione. Questa reazione non può essere penalizzante per il proprietario, deve essere penalizzante per chi è in maniera fraudolenta entrato nell'abitazione. Questo per dire che l'America va vista, sì, ma in un certo modo. La dottoressa che è in prima linea e sicuramente sta facendo un'attività estremamente preziosa per i cittadini e le donne, credo che anche lei vada tutelata e messa nelle condizioni di lavorare in modo adeguato, perché oggi gli assistenti sociali che io conosco sono in estrema difficoltà, vuoi per i turni di lavoro, vuoi per le persone, vuoi per le strutture che sono tutto sommato anche fatiscenti in certi casi. Abbiamo Mirko da Padova, vai Mirko. Signora Mirella, buongiorno. Buongiorno, che piacere sentirti, ciao. Io la seguo sempre, sempre complimenti per la sua trasmissione. Grazie. E anche un complimenti per i suoi meravigliosi ospiti. Ascolti signora Mirella, io una volta gli avevo anche telefonato, il problema di queste situazioni familiari per me, come tante cose, si sono lasciate lì in disparte per anni e anni. I problemi c'erano anche 20 anni, 30 anni fa, glielo dico perché io e i miei fratelli abbiamo vissuto queste esperienze terribili dell'uomo violento in casa con la mamma. Noi andavamo dalla polizia, andavamo anche dal parroco per parlare e tutto sì, portate pazienza, e abbiamo vissuto momenti terribili signora Mirella.
e ne portiamo anche le conseguenze nascoste dentro di noi, perché vivi sempre con la paura, con l'ansia. Quando sento che uno sbatte le porte, per esempio, signora Mirella, che mio padre sbatteva le porte, urlava, era ubriaco, e noi viviamo ancora nella paura. Si pensi che la mia mamma, non eravamo ricchi, eravamo poveri, è riuscita a fare un albero di Natale. E la vigilia di Natale mio padre è venuto a casa ubriaco, ha preso l'albero e l'ha buttato fuori dalla casa. Vivevamo momenti, poi non le racconto altri particolari, però io dico, queste situazioni non si può arrivare a oggi e voler risolvere tutti i problemi. Sono problemi che vengono da anni, signora Mirella. Questo è il problema. Ecco, mi perdoni del mio intervento se ho fatto questo intervento, però vede, e oggi si vorrebbe correre a risolvere tutti i problemi in giro di una settimana, un mese, 2 mesi. No, ma si parla di 30-40 anni di problemi, sempre sottovalutati, mai presi in considerazione dai vertici, dalla polizia. Adesso si corre, ma adesso forse è anche troppo tardi, capisce signora Mirella? Si doveva fare ancora tanti anni fa la cultura, l'interessamento, la disposizione a queste famiglie che subivano, specialmente con bambini. Una volta le famiglie avevano tanti bambini, dunque siamo in tanti che abbiamo subito queste situazioni difficili, capisce signora Mirella? Ecco, io la saluto e la ringrazio, le chiedo sempre scusa del disturbo. Ci mancherebbe, Mirko, mi ricordo benissimo di quella preziosa testimonianza che hai fatto proprio di tuo bambino con il tuo fratello, di questo padre violento. Il problema è, Mirko, che non è che noi chiediamo la luna, si chiede solo la certezza della pena e quando una persona sbaglia, invece magari di metterla agli arresti domiciliari o in qualche altra struttura in attesa del processo, si mette a lavorare magari. No, ma è quello, ecco, dobbiamo farli lavorare perché i carceri sono strapieni, non ci stanno neanche più. Forse dobbiamo anche capire che forse ci sono le leggi che permetterebbero anche di fare qualcos'altro, ma dobbiamo anche applicarle nella maniera. La pena e la certezza della pena basterebbe applicarla per il reato che viene commesso o in attesa di fare lavorare queste persone. Sentiamo cosa ne pensa la dottoressa Zago di queste donne, di queste ragazze che noi intervistiamo anche durante i telegiornali, che hanno paura di uscire o di rientrare a casa dopo le 17, anche perché non c'è solo il Bronx. Una volta c'era il Bronx, era il quartiere degradato. Ormai hai paura di girare per i centri storici, per la città, perché trovi il ragazzino esaltato, drogato, cioè il nemico è dietro l'angolo dappertutto. Allora cosa facciamo? Dottoressa, lei cosa dice? Cosa sente? Lei come donna, indipendentemente dal ruolo che copre, ecco, lei quando esce dal lavoro, va a casa, cosa sente? Ecco, si sente sicura, si sente protetta? Com'è la situazione di Martina Zago? Prego. Allora, purtroppo anche in un paesino come Campo San Piero ormai è sempre bene essere accompagnati per andare in determinati luoghi, oppure è proprio meglio evitarli, diciamo. E quindi se devo uscire mi sento più sicura ad uscire con mio marito, se devo essere sincera, anche perché molte mie amiche, molte mie utenti soffrono e hanno situazioni di stalking importanti dai loro ex compagni, quindi anche il chiudere una relazione diventa difficile perché la persona con la quale hai vissuto per anni diventa il tuo carceriere, diventa il tuo persecutore, quindi anche questi casi non è solo lo sconosciuto, ma è anche proprio chi ti porti dentro casa che diventa una persona pericolosa. E l'ha fatto bene a evidenziarlo, perché è proprio quello che io sto cercando di capire, perché si cerca sempre di passare il cerino al diverso. No, li abbiamo anche noi, li abbiamo nelle case, sentiamo anche le telefonate che arrivano. E il vissuto, ad esempio, di Mirko, ecco, era suo papà, era uno di noi, era un veneto, perché veramente forse dobbiamo capire che dobbiamo parlare di persone, di violenza. Non è che sia maschile o femminile, perché io inviterò anche la prossima settimana una criminologa che lei ha detto: guarda Mirella, porterò un caso di un uomo invece che non sappiamo e non abbiamo mai sentito una cosa del genere, che è veramente, che subisce delle angherie da parte di questa donna che è indescrivibile. Veramente, ecco, verrà anche a trovarci questa criminologa per raccontare che la violenza è violenza, non è la violenza di genere, sì è di genere perché abbiamo dei numeri che fanno veramente impressione, perché io non penso, dottoressa Zago,
che fino a pochi anni fa lei avesse questa sensazione di uscire solo col marito, se no aveva paura. Non è una cosa, non è vera questa cosa, diciamocela tutta veramente. Parlate con una che va anche a mezzanotte a casa in bicicletta da sola, però sono stata anch'io assalita alle 15 del pomeriggio in centro storico da 7 ragazzi, cioè la diciamo tutta, cioè non è l'orario o la via, è la percezione che hai che in quel momento non sei più sicura e non c'è orologio perché è sera, perché è giorno, perché è mattina, perché sei sul tram, perché il problema è questo, non era così, è successo qualcosa, Susin, è successo qualcosa, la colpa di chi, come dice Mirko, risale a ma bisogna anche intervenire, perché se prima non facevano niente, adesso io penso che quando vogliono il governo interviene, o sbaglio? Ma allora diciamo, Mirella, che qua le colpe vanno nei governi di destra e di sinistra, perché come giustamente diceva Mirko, sono 30 anni che esistono queste cose qua, vuoi adesso mediaticamente vengono enfatizzate di più, vuoi per una cosa, vuoi per l'altra, ma queste cose esistevano, ci sono sempre esistite. Mi ha fatto un po' rabbrividire il racconto di Mirko, le sono molto vicino, perché quando succedono queste cose in famiglia e dove ci sono bambini, il trauma, io credo che la dottoressa saprà sicuramente esporre meglio di me, ma il trauma resta e secondo me anche incancellabile sotto un certo punto di vista. Quindi dico, bisogna lavorare in virtù del fatto che queste cose non succedano. Come dici tu, Mirella, effettivamente va fatto un lavoro radicale, va fatto un lavoro che deve essere come dire, fatto in modo che sia concreto, e per farlo bisogna ovviamente avere delle pene certe e applicabili. Ma non ci siamo, ma bisogna arrivare, ho capito, ma bisogna arrivare, no, ma non dobbiamo aspettare, bisogna fare subito. Dobbiamo arrivare in quella situazione là. Oggi il ministro Nordio, che sta lavorando per arrivare a questo risultato, secondo il mio punto di vista, il mio personale punto di vista, si trova in una situazione molto difficile, perché a mio avviso, visto, perché Nordio sappiamo chi è, sappiamo come lavora, sappiamo cosa ha fatto nel suo passato, e secondo il mio punto di vista a Roma ci sono funzionari che si mettono di traverso e non fanno. Non è un problema nostro. Oltre ai funzionari. No, è un problema nostro. Noi abbiamo delegato, abbiamo ministri. Ho capito, ma se il ministro si ritrova con la squadra che alla fine lavora contro, diventa un problema. E nonostante tutto sta andando avanti anche sotto un certo punto di vista contro la magistratura, perché quando ci sono delle cose diverse da quello che dovrebbero essere, la magistratura si mette di traverso. Andiamo a vedere cosa è successo proprio ieri. Questo Tominaga, che è stato ucciso da questo ragazzo, arresti domiciliari a Battistella. Andiamo a sentire. Questo poi non lo so. Gli aveva sferrato un pugno tanto violento da farlo cadere a terra. Shinpei Tominaga, il 56enne imprenditore giapponese, morì lo scorso giugno dopo aver sbattuto la testa sul pavimento di un locale etnico in via Pelliccerie, nel centro di Udine. Arrestato per omicidio preterintenzionale, Samuel Battistella, 20 anni, di Mareno, dopo oltre 5 mesi dietro le sbarre, lascerà il carcere per scontare la misura cautelare degli arresti domiciliari. A confermare la notizia è stato il legale del giovane, l'avvocato Stefano Arrigo. Ho parlato con il signor Battistella, ci ha pensato un po', perché inizialmente, come credo sia noto, non voleva gli arresti domiciliari perché non voleva pesare sulla famiglia. Oggi, a distanza di circa 5 mesi dall'arresto, ha ritenuto di accettare il mio consiglio di chiedere gli arresti domiciliari, e quindi li ho chiesti, anche perché ho ritenuto che comunque per il tempo trascorso, per la buona condotta tenuta in carcere,
ci fossero delle buone possibilità che il giudice accogliesse la richiesta, come poi fortunatamente è successo. Il GIP del capoluogo friulano ha anche stabilito che Battistella, accolto a casa dei genitori che si sono detti disponibili ad ospitarlo, sarà sotto stretta sorveglianza grazie al braccialetto elettronico. Dopo la tragedia, una volta arrestato, il giovane aveva detto ai poliziotti di essere stato lui a sferrare il pugno, ma di non aver mai voluto fare del male a Tominaga, né tantomeno di ucciderlo. Coinvolti nell'omicidio altri 2 giovani che sono in attesa del giudizio della Corte di Cassazione, che deve pronunciarsi sul ricorso della Procura di Udine contro la decisione del Tribunale del Riesame di Trieste, che aveva annullato l'ordinanza del GIP di Udine facendo cadere il reato di concorso morale in omicidio. L'avvocato Arrigo nei prossimi giorni andrà a parlare con Battistella per organizzare la linea difensiva. Intanto si attende la fissazione dell'udienza. Ritengo che nel giro di qualche settimana, non so se adesso entro l'anno o a gennaio, ma presumo che avremo una data di fissazione dell'udienza, certamente. Abbiamo in linea Nadia. Ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, ieri sera ho sentito che gli avvocati, quelli difensori di 3 albanesi che hanno preso l'altra sera agli Olmi, hanno chiesto agli arresti domiciliari. Ma se non hanno domicilio, dove vanno messi queste persone? Che non hanno domicilio, non sanno neanche dove abitano. E quello che è scappato, dov'è? Non fanno. Qua devono chiudere di nuovo le frontiere, perché qua c'è un andi rivieni di gente dell'est che viene qua e in giornata va a casa. Bisogna che facciano qualcosa. Almeno le frontiere dell'ex Jugoslavia, chiudere. Vai in Francia, ti guardano. Noi siamo liberi, dai porti alle frontiere di tutto. In Svizzera ti controllano, in Austria lo stesso. Allora, cosa siamo noi? E gli arresti domiciliari, se hanno domicilio. E penso che qua vengono proprio in giornata. Fanno quello che hanno da fare, perché vanno di giorno, di notte. E io adesso qua, alla sera, quando comincia l'imbronire, io mi chiudo. E Sindaco Conte mi aveva promesso almeno le luci. Stiamo ancora aspettando. Dovrebbero vergognarsi, fanno tutto in centro. Le periferie sono abbandonate. Grazie, arrivederci e buona giornata. Allora, dottoressa Zago, sentiamo questa cittadina che è veramente indignata, ha paura. Ecco, questa è la sensazione, soprattutto dobbiamo proteggere le fragilità sono anche, come ha detto lei, diversamente giovani, come li chiamo io, che non riescono a proteggersi, molti vivono nelle case da soli e hanno questa percezione del nemico che non è con un'asticella molto alta, perché loro non avevano paura, loro giravano, una volta c'erano le porte aperte, non c'erano neppure le chiavi, e continua questo perché si fidano. È difficile che il diversamente giovani non si fidi, e poi sentiamo le truffe e le aggressioni. Cosa dice? Com'è la situazione, dottoressa Zago? Perché veramente dobbiamo proteggere queste veramente fragilità, perché Nadia dice mi chiudo in casa, ma non sei protetta delle volte neanche chiudendoti in casa. Prego, dottoressa Zago. Purtroppo è vero, neanche chiudendosi in casa si riesce a risolvere il problema, e noi come cooperativa accogliamo tutte le esigenze che arrivano dalla parte del territorio e cerchiamo di offrire risposte il più possibile
adeguate per quello che può essere come un servizio domiciliare, come appunto uno sportello di ascolto, come gruppi di ginnastica adattata e altri laboratori, insomma, per fare in modo che le persone possano sentirsi ascoltate, possano portare i propri problemi e insieme possano anche fare gruppo e fare squadra tra di loro insieme con noi. Ecco, questo è quello che noi riusciamo come cooperativa a dare al territorio, perché effettivamente i problemi di adesso sono importanti, non sappiamo quale sia la soluzione migliore, perché purtroppo noi non siamo un'istituzione, noi cerchiamo di rispondere con quello che abbiamo e quello che possiamo ai bisogni che la popolazione ci ritorna, insomma. E di sicuro non avete le armi per proteggere, perché per proteggere le fragilità ci vogliono altre armi. Voi fate quello che potete, esatto, però capite bene che ce ne vuole per proteggere le persone, è una cosa molto diversa. Loro danno dei servizi, come ha detto la dottoressa Zago, però la protezione spetterebbe a qualcun altro, visto che paghiamo le tasse, anche dovrebbe essere inserita la sicurezza della persona. Abbiamo Giuseppe da Treviso, poi andiamo assolutamente in pubblicità. Vai Giuseppe! Allora, volevo dire le mie impressioni. Senti, che intanto qui, diciamo, non c'è, la gente fa quello che vuole, la gente fa quello che vuole, i ladri anche. Sì, perché ci vuole tanta polizia, come gli anni del 65, 70, 60, che hai ragione, la polizia era per tutte le strade i carabinieri. E fermavano anche chi non aveva il fanalino che non funzionava e facevano anche il verbale. Per dire una cosa, allora, che cosa deve? Ma non c'è, sono i soldi, non c'è il bilancio qua là. No, per la sicurezza di tutti, tagliano che ne so, il suo bilancio in altri posti, ma assumano 2, 3 mila, 4 mila poliziotti. Quando c'è stato il campionato del mondo, però mi ricordo, che l'Italia ha anche vinto, e hanno assunto un'assunzione straordinaria di 2000 poliziotti. Adesso siamo tutti quanti che dobbiamo chiuderci in casa e la polizia non c'è più. È questione di politica di governo, vogliamo polizia, carabinieri e tanti. E poi voi che racconti un altro fatto sempre celermente. Io ho lavorato un anno a Viano dagli americani in capo elezioni, un anno in trasferta. Un giorno eravamo 7-8 di Treviso per un'officina, un giorno alla sera eravamo al bar in centro a Viano e uno di noi era un attaccabrighe, ha attaccato un po' briga, voleva attaccare briga con 4 soldati americani appoggiati tutti al banco. Io l'ho fatto segno di tirarlo via, ma in quel momento sono entrati 2 poliziotti della Militare Police americana con la fascia sul braccio che giravano perché c'erano tanti. Bene, qua come sono entrati nel bar-ristorante in centro a Viano, si è sentito un silenzio di tomba. Tutti ci siamo guardati, silenzio di tomba. I poliziotti hanno guardato, hanno dato un'occhiata, sono andati via. Come sono andati via, ho tirato via tutti, ho detto andiamo via perché qua i soldati americani ci fanno a pezzi. E avevano ragione. Grazie, buongiorno. Abbiamo sentito anche questa confidenza che ci ha fatto Giuseppe, questa testimonianza vissuta da Giuseppe, e quello che ha capito che la colpa era sua, di questi ragazzi italianissimi veneti, che stavano cercando, ecco, di litigare con delle persone che non c'entravano niente e che erano solamente al bar. Ecco, questa è la verità, cioè la violenza non ha colore e non è né di sesso maschile né di sesso femminile, è violenza e basta. E soprattutto violenza molto gratuita, pubblicità. Come detto in quell'occasione non esistono zone franche, quindi un episodio che sicuramente andava analizzato
preso e valutato con la giusta considerazione, e quindi abbiamo di fatto già i servizi c'erano sulla zona stazione, sulla zona per l'appunto anche di via Tommaseo e le aree limitrofe anche all'Arcella, quindi abbiamo fatto un lavoro proprio di analisi, scendere alle cause di quello che sta accadendo, abbiamo intensificato le attività. Controlli capillari e continui mirati alle zone calde, frutto di un'attività di studio e preparazione, non si fermano a una settimana dall'accerchiamento di 2 agenti della Volante in via Tommaseo le operazioni di polizia nell'area della stazione. Nelle ultime ore, oltre al sequestro di 43 dosi tra marijuana e hashish pronte allo spaccio, nascoste per terra e sotto il sellino di una bici, sempre in via Tommaseo è scattato l'arresto di un nigeriano che in bocca nascondeva una dose di eroina. Controlli che interessano anche i locali pubblici come questo mini market di via Annibale da Bassano, che aperto oltre l'orario dava ospitalità a 8 nigeriani, 6 con precedenti, 2 clandestini, che è stato chiuso per 20 giorni. Parliamo di mini market, negozi etnici, anche inconsapevolmente fungono da sponda o da paravento per soggetti che sono persone dedite praticamente all'attività illecita, prevalentemente spaccio. Attività di repressione ma anche di prevenzione, puntualizza il questore, che si estende a tutta la città con servizi già programmati in modo ordinario basati sull'ascolto dei cittadini. Quando si parla di sicurezza, volendo usare una metafora sportiva, bisogna essere dei passisti, cioè dei maratoneti piuttosto che dei marciatori, non degli scattisti, e che vuol dire che passo dopo passo ogni giorno bisogna essere pronti ad ascoltare il territorio, valutare, ponderare e dare quelle risposte che il territorio merita. Allora, abbiamo sentito il questore di Padova, dottoressa Zago, che veramente io sono molto preoccupata per queste fragilità, anche per i diversamente agili, perché io li chiamo così, perché odio la parola disabilità, siamo noi che ancora guardiamo queste persone con occhi diversi e invece questo fa molto male, ma soprattutto sono preoccupata perché non siamo ancora in grado di difenderli, questo mi fa paura. Non siamo ancora in grado di difendere le fragilità. Cosa dice dottoressa Zago e cosa sente da queste persone? Cosa chiedono? Cosa vorrebbero, dottoressa? Perché lei, avete sentito, c'è questo sportello di ascolto, ci sono questi servizi che questa cooperativa cerca di dare, ma qual è l'esigenza che voi sentite, dottoressa? Prego. Purtroppo i ragazzi chiedono una normalità, il quanto più possibile una vita normale, sicurezza, vie accessibili, perché purtroppo, come ripeto, mi viene da dire tanto e spesso purtroppo, anche raggiungere il centro diventa molto molto complicato per le barriere architettoniche, quindi bisognerebbe lavorare anche in questo senso. Noi gestiamo una struttura qui a Campo San Piero, la RSA, la Casa Gialla, e arrivare in centro paese diventa molto molto complicato, possiamo farlo solo con i mezzi che abbiamo a disposizione, mezzi pulmini intendo, perché abbiamo una statale, quindi le nostre uscite sono anche molto limitate per questo, oltre al fatto che abbiamo ragazzi molto molto fragili e uscire diventa complicato, ma sicuramente l'urbanistica non aiuta. Ecco, forse quei 16 miliardi che si sente dire per il ponte di Messina, forse questa pista da bob, questi soldi, questi imprenditori che tireranno fuori per avere visibilità 2 milioni di euro ciascuno, perché questo è quello che è stato chiesto, fa molto pensare a quello che sta facendo la dottoressa Zago, a quello che sta chiedendo la dottoressa Zago e a quello che pensa la Mirella. Sarà dottoressa perché noi tocchiamo le fragilità, io ho anche un banco solidale, un emporio solidale e perciò so di cosa parlo, ma se le posso assicurare che in 14 anni se ho visto 4 politici e li metto in fila, penso di non averli visti, e siamo l'unico ente all'interno, un banco solidale, l'unico emporio solidale all'interno di un ente pubblico in Italia, perché in provincia arrivano tutti e lo sa bene Susin, non si vede nessuno, perché vedere la persona che è disagiata fa molto male, perché devi dare risposte, perché queste persone ti guardano e ti chiedono.
e perciò è meglio evitare a vederli, tanto si arrangia il mondo del volontariato e noi siamo a posto. Capisce? E non arriva neppure un panettone, glielo dico io, dottoressa, neanche per i volontari diversamente giovani. Qualcuno si ricordasse, ecco, che arriva sono le persone, i cittadini col 5 per 1000 al martedì, che portano le borse della spesa per aiutare i generi alimentari, i vestiti, i giocattoli per i bambini. Ecco, il cittadino è molto vicino, il cittadino non è un politico, è una persona che poi fa anche volontariato e mette le pezze dove la politica non riesce a metterle. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio! Ciao Mirella, un saluto ai tuoi ospiti. Quello che ha ucciso Tominaga, il giapponese, ha affermato che non voleva uccidere, ma se uno sferra un pugno in faccia a una persona di una certa età, anziano, sa già che un pugno potrebbe ucciderlo, perciò è un'affermazione veramente falsa. Avrebbe fatto meglio a stare zitto, diciamo. Io non so, purtroppo certe affermazioni, poi è stato agli arresti domiciliari, adesso è stato condannato agli arresti domiciliari per buona condotta, ma certe persone non si redimeranno mai, non cambieranno mai. E perciò lui si è comportato bene perché sapeva che aveva questo diritto, che poteva godere di questa agevolazione. Grazie, vi saluto. Ma non è un Abbiamo diritto. sentito anche la riflessione di Livio, adesso salutiamo gli ospiti perché è finita questa. Ora visto, dottoressa, com'è volata, che mamma mia di cosa parleremo, ha visto com'è volata allora. Mirella, prego, una Susi. battuta veloce perché questa è inaudita, proprio una cosa vergognosa che è successa, io non la sapevo, l'ho appresa questa dell'omicidio di Tominaga. L'ho appresa in questo momento e devo dire è scandaloso. Questi arresti domiciliari. È scandaloso. Una persona che uccide una persona e che dopo 5 mesi per buona condotta, ma come si fa a dire per buona condotta dopo 5 mesi? Dimmi dopo 5 anni, ma dopo 5 mesi i giudici, la magistratura, quello che è l'apparato che deve giudicare in maniera adeguata. Secondo me la politica deve fare la politica, ma la giustizia deve essere dopo applicata nel modo adeguato. Mirella, ce lo siamo sempre detti, la certezza della pena è una cosa che ci serve subito per fare la differenza. Se fosse stata applicata, questo ragazzo che aveva già dei precedenti iniziali, figlio anche di un carabiniere, oltretutto anche figlio di un carabiniere che non c'entra niente, poveretto, ma il giudice ha valutato in modo non adeguato la situazione, perché non è possibile che dopo 5 mesi una persona sia messa ai domiciliari, che non so cosa vuol dire domiciliari sinceramente, mandato a casa direi io, no? Dopo 5 mesi una persona che ha ucciso una persona non può succedere. Ma ha ragione anche Livio, perché non questo viene da una famiglia anche per bene. Io non penso che questi genitori gli abbiano insegnato per l'amore di Dio, qualcosa. No, perché è importante, dico sempre la famiglia, no, questo Senato. Ha ucciso una persona, deve stare in galera, appunto. Allora, dottoressa, come ci saluta? Io vi ringrazio molto dell'opportunità che ci è stata data e colgo l'occasione per salutare tutti i nostri collaboratori, tutti i nostri soci che lavorano duramente per offrire i servizi che la cooperativa mette in campo, perché facciamo un lavoro veramente duro, veramente Grazie veramente, anche un abbraccio da tutti noi e complimenti dottoressa Zago a lei e a tutta questa squadra meravigliosa di questa cooperativa che sta cercando anche queste persone stanno cercando di aiutare le fragilità, perché sono veramente tanti e non hanno età le fragilità, dal più piccolo al più vecchio, ecco, sono tutti fragili e dobbiamo aiutarli tutti. Grazie dottoressa Zago. Susin, come ci saluta? Io vi saluto, vi ringrazio per l'opportunità. Vi auguro un buon weekend a tutti quanti, se non ci rivediamo prima di Natale, un buon Natale. Grazie, 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 pubblicità. È che la partecipazione lo pensiamo come un imperativo categorico, partecipa come qualcosa di angosciante, mentre invece io ho sperimentato che la partecipazione nasce da una gratitudine, nasce da ho ricevuto tanto e voglio dare tanto,
sono stato tanto amato che non posso fare a meno di ridare tutto quello che ho ricevuto. Da lì scaturisce la partecipazione. Troppe volte la raccontiamo come un impegno, come un imperativo, partecipa come un obbligo. Non è così. Allora dobbiamo fare memoria a tutto quello che abbiamo ricevuto, perché automaticamente, se riusciamo a fare memoria di questo, poi viene spontaneo, perché poi alla fine il senso del cristiano è dare la vita, e partecipare è dare la vita anche in ambito politico. È stata una soddisfazione ricevere questo premio. Lì un premio però va diviso con tutti i collaboratori, in principal modo con Maria Elena, che è un po' il braccio destro da 24 anni. E anche la squadra di tutti i ragazzi che hanno cominciato a collaborare con noi adesso. Per noi di Adistese è un piacere aver ricevuto questo premio dedicato a Toniolo. Da anni, dal 2009, ci impegniamo a dare ai giovani, anche senza particolari talenti ma con la passione per le cose da fare, la possibilità di salire su un palcoscenico per mettere in scena i nostri musical. Dal 2009 ad oggi abbiamo 9 spettacoli a cartellone e da qualche anno abbiamo un ramo della nostra associazione dedicata ai più piccoli, quindi ai ragazzi e alle ragazze fino ai 13 anni, a cui facciamo delle attività propedeutiche al musical, volte appunto da dare in scena con uno spettacolo interamente fatto da loro. I nostri prossimi appuntamenti sono il 16 novembre all'Auditorium Toniolo di Conegliano con Speriamo che sia femmina, un musical inedito scritto da noi, mentre per il 2025 l'11 gennaio saremo al Teatro da Ponte con il nostro nuovo musical A Piedi Scalzi. Come Istituto Beato Toniolo sono molto lieti di questa serata, che è la 9ª edizione del premio Giuseppe Toniolo. Il tema di fondo, la costruzione dal basso del bene comune, e abbiamo oggi incontrato storie, volti, esperienze di questo nostro territorio ma anche di livello nazionale, che hanno portato ancora una volta Pieve di Soligo al centro dell'attenzione e ci hanno ricordato e messo in evidenza come la vicenda del Beato Toniolo oggi voglia dire esperienze profonde, motivate, di attenzione, di costruzione, di realizzazione del bene comune, bene di tutti e di ciascuno. In questo senso oggi è stata una serata che ha visto il convergere di tantissime persone per dire ancora una volta che attorno alla figura del Toniolo c'è la volontà di costruire un'idea più grande di bene comune. Da sempre l'amministrazione comunale di Pieve di Soligo sostiene l'Istituto Beato Toniolo e il premio Giuseppe Toniolo, e anche quest'anno ha voluto partecipare attivamente con il premio della sezione giovani. Ormai sono 9 anni che collaboriamo per l'edizione del premio Beato Toniolo e lo facciamo davvero volentieri, perché la collaborazione con l'associazione Beato Toniolo rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità. Sia il nostro istituto, che quest'anno tra l'altro festeggia i 130 anni dalla sua fondazione, nata nel 1894 con la fondazione della Cassa Rurale Artigiana di Montaner, pur essendo cresciuta negli anni, mantiene comunque il valore del territorio e crede nella collaborazione, nella cooperazione con le istituzioni che poi sono presenti nel territorio, e proprio grazie anche alla collaborazione con l'Istituto Beato Toniolo possiamo portare avanti la valorizzazione di quelli che sono gli aspetti culturali, artistici e anche spirituali del territorio, oltre noi come istituto anche a portare avanti un sistema finanziario che appunto crede in quello che è la valorizzazione della comunità, e niente, siamo insomma orgogliosi di questa collaborazione e vogliamo continuare a portarla avanti anche per il futuro. La sezione. Allora, perché ho fatto vedere questo video? Intanto perché abbiamo con noi Marco Zabotti, che è il direttore artistico e scientifico dell'Istituto Beato Toniolo. E poi perché proprio ieri, buongiorno dottor Zabotti, perché ho detto che sono stanca di vedere anche certi amministratori che premiano i VIP, che dovrebbero premiare più le persone
del territorio che meritano, che è il mondo del volontariato. E ora capite perché ho fatto vedere questo video, perché ho invitato il dottor Zabotti, perché sono vicini a questo mondo, è il mondo che aiuta, questo mondo meraviglioso del mondo del volontariato. Li avete visti e sentiti, supportati anche da una banca, perché bisogna avere anche questo supporto economico per fare determinati premi, però siete nel pezzo e vi ringrazio. Saluto anche l'avvocato Marco Citran. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei. Specializzato in riparti e ricongiungimenti familiari. Grazie avvocato, ci spiegherà un pochino perché c'è una confusione enorme, poi spiegherà bene cos'è, cosa farà, perché qui mi scrivono di tutto e di più, ma non importa, il problema è centrale. Posso intervenire? Sì, adesso intervieni subito. È stato detto che avrei parlato di Venezia più Va che bene, parliamo anche di quello, soprattutto anche di quello, perché penso che a Venezia ci sia il mondo, avvocato. Se vogliamo vedere il mondo basta andare a Venezia, non è che dobbiamo fare tanta strada. Andiamo a Venezia, scendiamo dalla stazione o arriviamo in Piazzale Roma e là troviamo il mondo, tutte le razze, tutte le lingue, più di così vicine, una città multietnica a 2 passi da casa. Allora, avvocato, dottor Zabotti, cosa sta succedendo? Questi premi importanti per far capire a queste associazioni che siete vicini, che cercate di dare veramente supporto in un momento veramente delicato, però Toniolo lo dice, il cognome faceva questo, è iniziato lui a fare questo, ci era accorto tanti anni fa che forse si doveva iniziare a fare un percorso per le fragilità. Prego. Grazie, grazie anche proprio per questa, un saluto ancora ai telespettatori, grazie anche per questa visione insomma del premio di quest'anno, è la 9ª edizione. Noi abbiamo deciso qualche anno fa, in tempi non sospetti, che era tempo di dire buone notizie. Un po' stanchi di questa pubblicistica, di questo meccanismo per cui a un certo punto c'è una enfatizzazione di tanti elementi negativi della nostra società, quasi che, come dire, le questioni appunto negative siano quelle che prevalgono, alla fine, che poi generano sconforto, sfiducia, no? Allora abbiamo deciso che proprio in linea con il premio Toniolo, con la figura di Giuseppe Toniolo, questo storico sociologo economista cattolico elevato agli onori degli altari, diventato beato, il primo economista beato nella storia della Chiesa, trevigiano, sepolto nel Duomo di Pieve di Soligo, che ha lasciato un esempio e un'opera straordinaria, fine 800, inizio 900, ma attualissima per quanto riguarda il nostro tempo. Noi abbiamo detto, ogni anno, in base ad alcune tematiche seguite dal Toniolo nella sua vita, noi, come dire, diamo un segnale di un premio, un riconoscere il bene che viene compiuto. In particolare, quest'anno c'era proprio tutto il tema di coloro che dal basso contribuiscono a generare il bene comune. E allora, da questo punto di vista, Gigi De Palo, che è stato presidente del Forum Nazionale delle Famiglie, che è presidente della Fondazione per la Natalità, che mette in campo questa associazione Immischiati, no? Proprio favorita per i giovani, perché si impegnino in politica, perché la politica è cosa buona, non bisogna tenere le mani in tasca, ma bisogna metterle, no, a servizio delle persone. A servizio delle persone, che è cosa buona, diceva la dottrina della Chiesa, è la più alta forma, no, di bene comune, la più alta forma esigente di carità. Dall'altro punto di vista abbiamo premiato Roberto Franceschetti e questo gruppo di frutto di un sostegno sociale. Da 24 anni sono nelle piazze della provincia di Treviso, hanno raccolto quasi oltre 2 milioni di euro proprio a sostegno delle strutture che fanno ospitalità delle persone più fragili, della disabilità. E poi i giovani di Ali Estese che con il loro entusiasmo, talento, sono impegnatissimi da anni, non solo per la valenza artistica delle loro produzioni, ma anche proprio per la sensibilizzazione. Penso allo spettacolo, anche ultimo, speriamo che sia femmina, proprio fatto di recente, proprio per l'eliminazione della violenza alle donne. Davvero un bellissimo messaggio. Io parlo di un'eccellenza culturale del nostro territorio per quanto lo riguarda. Io mi sono permessa di fare un suggerimento al dottor Zabotti nel dire che forse questo premio andrebbe fatto di giorno e far partecipare anche le scuole, perché io ho piacere di vedere i ragazzi, sentire cosa ne pensano, cosa dicono, perché io sono convinta che li ascoltiamo poco e dove dovrebbero essere presenti sono molto poco, perché magari non sanno, non conoscono e nessuno li porta. E perciò a mio avviso magari questo premio fatto in orari dove possono partecipare, direi quasi obbligatoriamente le scuole, non sarebbe male, visto che quando vogliono fanno queste gite anche per andare a vedere altri paesi, perciò se vogliono lo fanno. Allora, questa parola, avvocato Citran, immischiati, meglio di questa
parola per entrare a Venezia. Quando entri a Venezia ti immischi in un territorio bellissimo, meraviglioso, ma molto fragile e delicato. Vedi che ci siamo arrivati a Venezia, sì. Avvocato, anche se dopo qualcosa ci dirà anche delle altre cose che ho detto io. Sì, allora, cosa vuol dire immischiarsi a Venezia, Avvocato Citran? Innanzitutto, per collegarmi a quanto detto dal suo ospite in studio, ci piacerebbe generare il bene comune anche a Venezia e a servizio dei cittadini, ma questa possibilità mi pare che sia ostacolata da interessi economici straordinari, anche dalla politica. Noi veneziani siamo ormai quasi 30.000 anime sostanzialmente, non i 50.000 che dicono le stime ufficiali, e quindi ci mischiamo, diciamo che scompariamo rispetto o di fronte alla massa dei turisti che quotidianamente si riversano per le strade di Venezia. Parliamo di numeri straordinari. Io normalmente quando mi muovo a Venezia vedo solo una fiumana di turisti e pochissimi o nessun veneziano. Questo sicuramente è una distopia. Veneziani non esistono e non devono esistere per la politica, perché Venezia, la città più bella del mondo, deve essere gestita da interessi alieni, e questo è l'aspetto più brutto per una capitale. Un simbolo, i simboli sono essenziali per l'intelligenza, quindi io vorrei anche fare una domanda ai veneti, perché questa è la trasmissione Sveglia Veneti. Venezia la vogliamo vivificare come simbolo e anche come capoluogo di regione, come la città più bella al mondo, ma anche viva, oppure la vogliamo lasciare al suo destino quasi ineluttabile di città museo? Ecco, io spererei che in un aiuto del Veneto a Venezia, anche perché Venezia senza autonomia muore. Venezia è sostanzialmente una città che si espande solo in terraferma. I veneziani sono davvero una minoranza e non hanno nessuna voce in capitolo nelle decisioni che concernono la città. È un caso unico al mondo in cui a Venezia non c'è democrazia e Stato di diritto. Ecco, questo il mondo non lo sa, i veneti in parte non lo sanno, la politica veneta lo sa bene, perché da 50 anni 5 progetti di legge di iniziativa popolare per la suddivisione del comune, che ricordiamolo è stato forzosamente unito durante il fascismo in nome di un petrolchimico in laguna, e adesso forzosamente tenuto insieme per lo sfruttamento turistico, in particolare del turismo di massa, con la cacciata, si spera al più presto, dei veneziani per renderlo a tutti gli effetti un museo, come dicono insomma le istituzioni che ci rappresentano. Ecco, questa è una grande tristezza e mi auguro che qualcosa si faccia. Io e tanti amici di buona volontà abbiamo promosso il 5° referendum per l'autonomia delle 2 città e lo abbiamo anche vinto, perché chi è andato a votare il 1° dicembre del 2019 ha votato a stragrande maggioranza sì, quasi il 90% in Venezia insulare. Però un cavillo che è stato indicato dal Consiglio, anzi dalla Giunta regionale che ha indetto il referendum, dandoci solo 2 mesi, anzi meno, di tempo per informare la popolazione, ha detto che la proposta non sarebbe passata se non avesse partecipato al voto il 50% più 1 degli elettori. Ecco, questo non è stato possibile per tanti motivi, l'acqua alta e soprattutto per il boicottaggio delle pubbliche amministrazioni, perché ovviamente non volevano assolutamente questo. Ha prevalso l'astensionismo, come anche nelle recenti elezioni elettorali in Umbria e in Emilia Romagna, ma
per il caso di Venezia un quorum è, diciamo, sconsigliabile, lo dicono ovviamente anche risoluzioni europee importanti, il Consiglio d'Europa, i capi di governo e di Stato dell'Unione Europea hanno sempre sconsigliato in referendum costituzionali come il nostro di prevedere un quorum, tanto più se un'iniziativa popolare di questo genere parte da una minoranza, cioè Venezia, che si vorrebbe staccare per poter vivere. Molto chiaro, avvocato Sitran. Sentiamo anche Vladimiro da Rovigo, se no mi cade il centralino. Vai Vladimiro. Sì, grazie Mirella. Aspetta che sto ancora finendo. Ecco. Allora, volevo fare una domanda all'ospite in collegamento di Venezia. Prego. Sì, no, perché vedo che allora vado velocemente. Venezia sta fino al secolo XVIII, una capitale come che poteva essere Parigi o Londra in Europa. C'era una città che aveva tutto, aveva l'industria, aveva l'artigianato, il commercio, aveva un porto immenso, cioè era una città che era autosufficiente e appunto viveva perché aveva tutto. L'industria non era nella terraferma, ma era a Venezia. Adesso oggettivamente parlando, Venezia ha solo il terziario, cioè i servizi, che sia comunali, regionali o dello Stato, e il turismo. Quello che mi chiedo, ma in che maniera, giustamente, perché la sua richiesta non è sbagliata, ma in che maniera Venezia può tornare ad essere una città vivibile se oggettivamente non può che affidarsi ancora una volta al terziario? Cioè, sinceramente non vedo un futuro, una possibilità che non sia quello di accogliere i turisti, gli uffici pubblici e magari, ecco, al massimo un artigianato non invasivo, ecco, però, ma che non credo che possa creare un tessuto economico e sociale. Cioè, Venezia deve asciugarsi e cambiare ragione sociale, e allora forse potrebbe anche rinascere. Questa è la mia domanda. Grazie, buongiorno. Grazie Vladimiro, sì. Prego avvocato Sitran. Allora, grazie intanto di una domanda molto interessante che c'entra l'argomento. Venezia si salva solo con quelli che la abitano e quindi ci vogliono politiche, misure atte a attrarre nuovi residenti e nuove imprese di qualità alternative al turismo. Questo lo si può fare innanzitutto se è un'amministrazione dedicata all'insularità, perché Venezia è Venezia e Mestre, ovvero Venezia e Laguna, e Mestre è un'altra cosa. Quindi una amministrazione eletta dai veneziani insulari chiaramente sarà una politica per una qualità della vita diversa da quella che c'è attualmente, perché sicuramente non è che questo moto ondeoso e questo, diciamo, affollamento turistico sia così ben voluto dai pochissimi residenti che ancora vivono. E in ogni caso, dividendo il comune, quindi ritornando alla specialità di Venezia, e quindi la conterminazione lagunare esclusa e solo le isole, si potrebbe pensare anche a uno statuto speciale o comunque a una legislazione speciale studiata per Venezia che con la leva fiscale davvero possa attrarre giovani e imprese che possano avere una convenienza a investire, perché noi sappiamo tutti che vivere a Venezia costa quasi il doppio rispetto alla terraferma. Ci sono rotture di carico, i trasporti sono difficili. Venezia è bella, ma non ci abiterei. Questa è un po'. Quindi la premessa innanzitutto è quella di riconoscere la specialità a livello amministrativo, perché i veneziani non sono rappresentati all'interno del Consiglio comunale e sicuramente in giunta non c'è un solo proprio veneziano. questa volevo Quindi fare questa domanda, avvocato. Ma secondo lei, visto che c'è questa battaglia adesso tra partiti per far diventare il sindaco di Venezia un veneziano, qualcuno dice, qualcun altro dice è la politica che deve decidere a livello anche romano, e poi vedremo come si spartiranno il territorio. Lei cosa ne pensa, avvocato? In questo momento stiamo parlando di fragilità, non solo fragilità umana, ma anche fragilità di questa... Aspetti che finisco, avvocato, se no non si capisce niente. Allora, di questa città così fragile, che ormai lo hanno detto in tutti e per tutto, ma il business ha sempre prevalso. Ecco, il business prevale su quello che è invece un equilibrio fragile. Prego, avvocato.
Certo. Guardi, c'era un bellissimo rapporto su Venezia che era stato stilato dall'UNESCO nel 1969, Rapporto Venezia, che disse una cosa che è estremamente attuale. Non vorremmo, dissero gli scienziati dell'UNESCO che elaborarono questo progetto, che il problema della salvezza di Venezia dipenda dall'unione con Mestre. Questo è stato poi un cavallo di battaglia di Indro Montanelli, che addirittura fu querelato dal Comune di Venezia perché secondo loro era talmente offensivo parlare di rappresentanza politica dei veneziani, che era ovviamente una pregiudiziale per poi ottenere uno statuto speciale, perché Venezia è speciale e ha bisogno di amministratori speciali. Se questo non avviene, è chiaro che la gallina dalle uova d'oro, o la città più bella al mondo, viene gestita dall'esterno, come è stato fatto sempre da 200 anni a sta parte. Quindi adesso sempre più si sente l'esigenza di un'amministrazione che consenta di gestire la città al suo interno, perché se è gestita dall'esterno è gestita solo a fini turistici e gli abitanti se ne devono andare. Questo è quello che ha sempre proclamato questa amministrazione e questo è quello che hanno sempre proclamato le istituzioni della regione, perché è la regione che ha competenza per scorporare e per portare avanti anche certi progetti che possono salvare Venezia, ma in 50 anni non l'ho mai fatto. Abbiamo Giorgio da San Stino di Livenza, vai Giorgio! Lei Mirella e buongiorno anche al suo ospite. Il pesce puzza dalla testa e gira e rigira tutti i problemi che soffriamo in questo paese, in modo particolare il Veneto e ancor più di tutti Venezia, per la delicatezza della città in mezzo all'acqua, per la storia stessa. Ricadiamo sempre lì. Purtroppo i libri di storia li hanno scritti a Roma, continuano a scrivere a Roma e li vogliono scrivere come cacchio piace a loro. Non si può ridurre la storia, la peculiarità di Venezia e del Veneto in particolare a 2 pagine e 4 facciate delle Repubbliche Marinare. Il problema è sempre lì. Lo stesso politico, cos'era romano, Calenda ha detto: non dare la materia della scuola al Veneto, adesso l'hanno ridotta non da materia ma solo funzione, la consulta di sinistra del PD, no, perché hanno paura della gallina dell'uovo d'oro che prenda al largo e se ne vada, e avrebbe tutte le ragioni in questo mondo. Non dare la materia della scuola al Veneto perché altrimenti aprono gli occhi praticamente ai loro concittadini, alle giovani generazioni sulla loro grande storia che hanno avuto, perché i giovani non sanno niente, non sanno la dignità di essere veneti e di essere figli della Repubblica Serenissima. Altrimenti loro, se la gente si sveglia, non possono più pigliarci per il naso e penarci come vogliono. Ha capito? Adesso basta che Fratelli d'Italia il prossimo anno prenda il Veneto con le regionali ed è fatta. Ritornano a portarci dolcemente all'ovile centralista e tutto muore e finisce là. E la battaglia per l'autonomia va a finire nella Natalina e così va a finire nella Natalina anche l'autonomia speciale di Venezia, perché Venezia rinascerà quando ritornerà a essere libera, peculiare, secondo lo spirito veneziano e, come dice lui, gestita da veneziani, ma che siano competenti, che abbiano a cuore la città di Venezia, non come il sindaco Brugnaro che ci fa solo gli interessi, ha capito? Quindi bisogna proprio lavorare per Venezia perché torni a essere viva come è stato un tempo, e Venezia così il Veneto. Purtroppo Roma non vuole dare niente al Veneto perché altrimenti si aprirebbe come un buco nella diga, perché se danno il Veneto poi crea un precedente che per effetto domino anche le altre regioni vogliono, e quindi tutta la burocrazia elefantia che a Roma, perché a Roma non lavorano nessuno e vivono tutti di burocrazia e passacarte, ha capito, verrebbe meno questo impero feudale. Scusate un po' se sono alterato, però vi ascolto con passione. Buona giornata e a risentirci. Grazie caro Giorgio. Allora, dottor Zabotti, quello che sentiamo mi viene in mente proprio sto Toniolo che è diventato beato, quante ne ha passato anche lui per cercare di fare del bene, lasciare un messaggio positivo, non negativo, conserva il mio messaggio, cosa che voi invece state facendo ma altri non fanno. Prego, dottor Zabotti. Tra l'altro mi collego al fatto che si è formato a Venezia, tra l'altro al Collegio Foscarini Toniolo, quindi c'è una dimensione sua da trevigiano, nato a Treviso, formatosi a Venezia, laureato a Padova, primo incarico a Modena e poi Pisa, però un trevigiano, un veneto illustre che ha, come dire, generato
espressioni di pensiero, di azione, di leadership nel campo del movimento cattolico, attenzione a tutto il mondo, promozione a tutto il mondo della cooperazione. Ne abbiamo fatto un convegno l'altro giorno a Conegliano, abbiamo ricordato, no, i presupposti con cui è nata questa espressione qua, le settimane sociali dell'Università Cattolica. Onestamente è stata una figura che ha segnato profondissimamente quel passaggio epocale. Lui ha fatto il grande consulente per quanto riguarda la dottrina sociale della Chiesa, quindi la Rerum Novarum, tra il materialismo ateo rivoluzionario e il liberismo sfrenato e senza regole. Lui indica una strada della libertà e la centralità della persona. E quindi su questo c'è una pienezza, c'è una unità di pensiero e di azione, c'è una pienezza proprio di vita, cioè è esemplare non solo per gli studi che ha compiuto, per le cose che ha generato, per le espressioni della dottrina sociale che ha messo in campo, per l'attenzione al bene comune, il primo che parla di democrazia sociale, democrazia cristianamente ispirata, cioè mette in campo con un'attenzione particolare sempre ai più deboli. Questo è il tema di fondo, e infatti non a caso lui nutre rapporti di affetto e di stima con la gente umile di Pieve di Soligo. 40 anni lui vive a Pisa, però alla fine dice: voglio essere sepolto a Pieve di Soligo perché così gli umili verranno a deporre un requiem sulla mia tomba. Cioè, come a dire, c'è questa corresponsione continua, no? Di affetto, di bene e di attenzione rispetto alla promozione delle classi più deboli, perché quel tempo là la cooperazione nasce come risposta all'usura, perché lì il tema degli allevatori, il tema degli agricoltori era finalmente riuscire a mettersi assieme per poter generare diventare co-imprenditori e generare un qualcosa che dal punto di vista della biodiversità economica mettesse in campo una possibilità di concreto sostentamento per queste persone, per le loro famiglie. Quindi oggi perché torna il tema Toniolo? Toniolo adesso e Toniolo del futuro? Perché ancora una volta andiamo al fondo della questione, il senso, le persone, che cosa vogliamo fare a proposito per quel bene comune. Allora, o penso anche alla vicenda di Venezia, o ci proiettiamo una dimensione che è, come dire, di finalità esclusiva, il bene della città, il bene di una realtà che è di un valore straordinario dal punto di vista internazionale, ha una visione di globalità, vorrei dire anche di relazioni e di pace, che oggi dovrebbe tutta recuperare Venezia. È sede di fondazioni importantissime, è sede dell'università, qua un rapporto importantissimo con tutto il mondo della cultura, ma non un'università, come dire, un'università che ci sta anche sui temi e le materie scientifiche, economiche e quant'altro. Quindi, come a dire, per non parlare di Ca' Foscari dal punto di vista anche della sua tradizione, no, delle materie umanistiche e letterarie. E allora dico, evviva! Perché, visto che mi aveva citato l'avvocato, per quanto riguarda il tema del bene comune, allora se ci sono le dimensioni della municipalità da riavvivare, da rifar ripartire, allora bisogna prendere in mano le condizioni che sono affidate oggi alla democrazia, e cioè partecipare con un programma, no? Che sia in linea con i temi, insomma, di risposta oggi a Venezia, e partecipare alle prossime elezioni. Questo è il tema. Si può essere generativi dal basso solo se si partecipa ai luoghi della democrazia, e sfidare appunto con buone idee, un buon programma, questa ripresa, questa rinascita di Venezia in una logica non solo di turismo, ma di città capoluogo veneto, capitale veneta, che si riappropri delle proprie radici e sappia mettere in campo una nuova anche forma di residenzialità. Sentiamo come commenta l'avvocato sia quello che ha detto Giorgio da San Stino che quello che ha detto anche il dottor Zabotti. Ecco, cosa dobbiamo fare? Ecco, chi alla fine vincerà? Chi sarà il vincitore? Prego. Beh, vinceranno sempre i soliti, quindi gli interessi estranei alla cittadinanza che hanno affossato Venezia riducendola a uno squalido succo in cui si vede pacottiglia €1. La speranza è sempre l'ultima a morire. Noi abbiamo provato anche con un ricorso alla CEDU a chiedere se per andare a votare in un referendum così importante c'era bisogno di un quorum. È vero che la politica è quella che crea il valore aggiunto e senza e con i colpi giudiziari non si può certo fare qualcosa. Ma chi vincerà? Vinceranno, ribadisco, i soliti, anche se bisogna pensare a due cose fondamentali, che la salvaguardia fisica di Venezia e quella socio-economica.
sappiamo che il rischio è anche che tra 60 anni Venezia non ci sono più. Lo dice Andrea Rinaldo, che è premio Nobel per l'acqua, che è decano dell'Università di Padova, voglio dire che è un grandissimo studioso di gestione di acqua nel mondo, quindi, e lo dicono in tanti, e quindi oltre alla rivalutazione socio-economica di Venezia, ed è fondamentale che Venezia sia un'entità amministrativa distinta dalla terraferma per una questione molto logica, sia la salvaguardia quindi fisica e socio-economica, e quindi anche io credo che bisogna lanciare anche un progetto internazionale per la salvaguardia fisica. Il Comune dovrebbe farsi carico di questo, come dovrebbe gestire anche le prenotazioni e non essere schiavo di Booking.com o di altre piattaforme di prenotazione turistica. Dovremmo essere molto più intelligenti, e se Venezia avesse, voglio dire, una sua espressività politica, quella che non può avere adesso, sicuramente le cose miglioreranno. È chiaro che è un bene patrimonio dell'umanità, ma ribadisco, senza veneziani, senza residenti, il degrado è scontato, e quindi il gioco è facile per chi dall'esterno l'ha sempre eterodiretta in questi anni. Però, per avvocato Citran, quello che io noto quando vengo a Venezia, e vengo spesso fortunatamente, a parte che mi piace da morire, io delle volte dico non ci rendiamo neppure conto, ecco, cosa abbiamo a 2 passi da casa, ecco, lo dico sempre perché è una cosa veramente. A Venezia non ti puoi annoiare, cioè se uno è depresso quando arriva a Venezia passa tutto. Però quello che noto, e non riesco a capire perché nessuno intervenga, avvocato Citran, è che la strada nuova, la strada principale è strapiena, tu non riesci neppure a camminare. Ti sposti lateralmente e trovi il vuoto, c'è nessuno. Campielli, pochissima gente, avvocato, diciamoci la verità, perché è piccola ma anche molto aperta, molto aperta. Allora io penso una volta, quando c'era questa Serenissima, dove invece trovavi questi campielli, come dice l'avvocato, c'erano i veneziani, i bambini che giocavano, era un altro mondo, però è un mondo che si può ricostruire. Il problema è se si vuole ricostruire. Perché tutti parlano, ma alla fine per parlare poi, alla fine devi agire, devi fare, devi metterti in gioco. Secondo lei, avvocato Citran, c'è questa volontà di quelli rimasti ormai, perché parliamo di quelli, di mettersi in gioco, di immischiarsi? Perché noi purtroppo veneti abbiamo questo, il mino vo combatta e il mino non me miscio, ecco questo è il dialetto, non me miscio, per carità, non stai immisciarte, per carità. Capisce che abbiamo questi problemi noi atavici, che non riusciamo a fare quel passo in più perché la cosa non mi riguarda, non mi appartiene più. Una volta invece apparteneva, era la comunità che organizzava i pranzi, le cene, le feste, i giochi. Non c'è più niente, perché c'è la paura, e soprattutto sono riusciti a dividere il buono dal cattivo, il giovane dal vecchio, il ricco dal povero, addirittura sono riusciti a farli litigare i poveri tra di loro. Cioè, si rende conto, avvocato? Sono riusciti a far litigare i poveri tra di loro, perché ormai qualcuno a casa non guarda più il povero, ecco, la colpa è sempre di quello che è a casa, mai del politico. Difficilmente si sente dire è colpa del politico, no? È colpa tua, è colpa del cittadino che non fa. Anche il politico dice questo, ma come ti permetti? Ma se è proprio il cittadino che ha creato il mondo del volontariato e si è messo in gioco e sta mettendo le pezze dove la politica non è riuscita a metterle col mondo del volontariato, che io vorrei vedere se non ci fosse cosa farebbe la politica. Anche sulle emergenze è il primo a arrivare il mondo del volontariato. I giovani non hanno voglia di far niente. Avete visto quando ci sono le emergenze? Prendono la palla e partono. Poi logico ci vuole qualcuno che coordini, ma loro ci sono e partono senza tanti proclami. Prego, avvocato. Allora, intanto
per riferirmi a Strada Nuova. Strada Nuova è diventata un'autostrada del turismo grazie al ponte di Calatrava, che è un ponte assolutamente astruso e non consono al contesto urbanistico della città. E quindi la gente che sbarca a Piazzale Roma fa quel ponte quel cavalcavia secondo me da raccordo anulare e va dritto arriva a San Marco attraversando Strada Nuova. Detto questo, noi che cosa possiamo fare? Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare. In 14 anni abbiamo cercato di avere un'interlocuzione positiva e fattiva con la Regione Veneto per suddividere il comune, quindi ridare a Mestre un comune che è stato sottratto a questa potestà dal 1926. Mestre aveva avuto 11 sindaci prima e ridare fiato ai veneziani che ovviamente non contano e conteranno sempre meno. Ma il peggiore nemico, diciamocelo con tutta chiarezza, di Venezia è stata la Regione Veneto. Regione Veneto che ha impedito in 50 anni che ciò avvenisse. Quindi la Regione Veneto, che avrebbe dovuto essere, come tutte le regioni, un centro di programmazione, e il vero federalismo essere attuato invece a livello comunale, dove si sviluppa la personalità del cittadino, dove il cittadino vive. Questo non è stato fatto, si vogliono fare dei giochi di potere. Il federalismo a geometria variabile è sostanzialmente una questione di potere, ma il vero federalismo non si attuerà mai. Non verrà mai attuato perché non c'è la volontà di farlo, e non c'è la volontà di salvare Venezia, perché Venezia da un punto di vista socio-economico si salva ripopolandola e dando la possibilità di investimenti nell'economia alternativi al turismo. Questo, se si vuole, lo si fa, se non si vuole non si fa. Venezia è stata trattata sempre dallo Stato italiano come una cartolina, e i suoi politici, che sono quelli che anche risiedono nei consigli regionali, tanto più nel Consiglio regionale del Veneto, non hanno nessuna voglia di permettere ai veneziani di salvarsi e rivalutare una città. Mi scusi, che avvocato, ma devo correre perché il tempo è tiranno e le domande sono tante, avvocato. Ma allora la figura del presidente della regione Luca Zaia, che qualcuno dice che sarà il prossimo sindaco di Venezia, lei come la vede? È stato il peggior nemico di Venezia per come ha contrastato un referendum previsto dalla Costituzione, per quella che è stata l'alleanza con Brugnaro, che tra l'altro aveva promesso, noi abbiamo consentito la sua elezione del sindaco Brugnaro nel 2015 con un patto scritto al ballottaggio. Avevamo raggiunto la 4ª posizione come percentuali alle votazioni, firmammo quell'accordo scritto con Brugnaro si impegnava a promuovere il referendum anche ai fini dell'elezione diretta del sindaco metropolitano, e il giorno dopo la sua elezione ci diede degli sfigati, non fece altro che boicottare, e intervistato dai media a parlare male dei promotori, dopodiché fece dei ricorsi al TAR, dovevamo andare poi in Consiglio di Stato per sbloccare la situazione, perché con l'avvento della città metropolitana lui era riuscito addirittura a bloccare il referendum per 2 anni, dopodiché Brugnaro e Zaia si sono messi insieme, hanno stabilito che ci voleva un quorum, ci hanno dato poco tempo, hanno fatto sui media delle dichiarazioni apocalittiche in caso di divisione, ha vinto l'astensione, noi abbiamo provato di nuovo a ricorrere in giustizia, abbiamo perso al TAR di nuovo, e il Consiglio di Stato ha detto che il quorum era legittimo, dottor Zabotti, abbiamo sentito queste vicissitudini, il problema è che non si riesce a capire se c'è il bene. Avvocato, mi sente, non riesco a capire perché l'avvocato va avanti quando intervengo, non importa. Allora, dottor Zabotti, quello che vorrei capire è che la gente poi prende paura. Già ci sono le frasi che ho detto prima, il mio nuovo combatta, eccetera, ma l'astensione è dovuta, non ho capito niente, non andiamo da nessuna parte, sto fuori,
ecco, fuori gioco e che facciano quello che vogliono. Però così poi non andiamo da nessuna parte e, come diceva l'avvocato Citran, Venezia diventa sempre più fragile e se succede quello che gli esperti dicono, perché se non crediamo neanche agli esperti, agli scienziati, allora non capisco a chi dobbiamo credere, e tutti sanno tutto, invece di ascoltare quelli che sanno, noi ascoltiamo sempre quello che grida più forte, quello che ha la voce più forte, mentre invece di ascoltare le persone per bene che hanno studiato il problema, che sanno quando parlano, che sono competenti, che danno anche delle indicazioni molto precise, perché ho avuto veramente un esperto che ha detto: guardate che si può ancora salvare Venezia, basta agire, però non aspettare il faremo, bisogna agire. Prego, dottor Zabotti. Sì, allora, due aspetti, brevissimamente su Venezia, non sapendo le dinamiche politiche, non entrando, però vorrei dire che rispetto alla complessità dei temi che l'avvocato poneva e che sappiamo sono dentro la vicenda assolutamente singolare, unica al mondo di Venezia, cioè i due aspetti che lui sottolineava, la salvaguardia fisica e la salvaguardia, cioè la rinascita dal punto di vista economico e sociale, io credo che si possa rispondere solo con un di più di partecipazione. Cioè nel momento in cui dice rischiamo di perdere la speranza, vediamo che una certa politica ci blocca, vediamo che c'è una sfiducia, un di più di partecipazione. Cioè sto pensando così mentre sto ascoltando gli stati generali su Venezia, cioè chiamare la città nella sua dimensione complessiva, generale, totale, compresa a partire dai corpi intermedi, le associazioni, il volontariato, la cultura, l'università, le rappresentanze delle categorie economiche, le istituzioni, a dire che cosa veramente vogliamo fare di questa città. Questo è il primo, cioè la risposta paradossalmente nel momento in cui più alta è la provocazione che viene da questa possibile sfiducia, da questo sentire bloccata la vicenda di Venezia per il suo futuro, oggi chi c'è, cioè chi abita Venezia, chi la vive, chi ha uno scopo come dire, di favore, di sviluppo, di futuro per questa città, chiama gli altri in raccolta e dice dobbiamo fare uno sforzo. Il prossimo anno ci sono le elezioni comunali, credo che questa sia una prima direttrice. Sull'altro aspetto io sono tra quelli che non si arrende mai all'idea che, come dicono, le democrazie evolute a un certo punto, come sta succedendo in Italia, in maniera, oso di dire, drammatica, con le democrazie evolute a un certo punto l'astensionismo viene considerato un fattore fisiologico. Cioè, come a dire, la gente si abitua alla democrazia e dice che tutto sommato sono talmente garantito, vado a votare, non vado a votare, il sistema regge, le persone più o meno si alternano e io in qualche modo sono confortato e non ho bisogno di andare a... Ecco, da questo punto di vista io non mi immischio non perché mi immischio, tanto... proprio l'esatto opposto dell'immischiati, cioè me ne sto fuori perché comunque la mia incidenza... Allora, su questo io dico invece, come ho detto prima, no di partecipazione. L'Italia ha bisogno di essere rigenerata dalla partecipazione. E qua, a partire dagli enti locali, perché noi siamo quelli tonioliani della sussidiarietà e generativi dal basso, noi, visto che i comuni ancora reggono dal punto di vista di un'attenzione, della vitalità, la gente coinvolta, vota alle preferenze, sceglie il sindaco, si mette dentro un binario di democrazia autentica. Allora io dico, bisogna fare in modo che questo fattore intanto bisogna favorire la partecipazione, fare in modo che ci siano non 10 appuntamenti elettorali, ma che si concentri, che ci sia un'attenzione rispetto a quello che si vota. Penso anche alle elezioni europee, ma penso alle elezioni nazionali. Bisogna cambiare il sistema di voto, perché è chiaro che poi c'è una sfiducia che deriva dal fatto che qualcuno invece con molta consapevolezza e avvertenza dice il mio voto non serve perché tanto, a proposito di Roma, hanno deciso gli altri, hanno fideizzato la lista, io andrei solo a ratificare. Allora, su questo bisogna più da cittadini, ancora più amore alla cosa pubblica, perché se noi non scegliamo la politica, è la politica che sceglie per noi. E quindi noi siamo fuori da giochi per i quali dobbiamo incidere. Quindi non solo al momento del voto, ma prima ancora formarsi come cittadini, esigere anche un sistema di rappresentanza, penso alla dimensione parlamentare, che dia più valore al mio voto e faccio scegliere le persone. E su quelle persone poi io posso chiedere anche il senso del loro impegno, di quello che stanno facendo, del loro radicamento sul territorio e di quello che fanno davvero per il bene pubblico. Capisce bene che i messaggi che arrivano, dottor Zabotti, non sono così chiari, perché io voto quella persona, do la preferenza a quella persona che magari non conosco neppure, ma quello è quello che posso fare, e poi mi trovo questa persona che lascia il partito e va nel gruppo misto. Capisce che
hanno fatto di tutto per allontanare il cittadino dalla politica. Non capisco perché è stato creato questo gruppo misto e a cosa serve. Serve a loro per prendere dei voti quando servono, ecco, ma non serve a noi che non riusciamo più a capire cosa dobbiamo fare a questo punto. Mi permetto di dire che questi gruppi e queste trasmigrazioni parlamentari nascono perché? Perché uno non ha la fatica del consenso elettorale e di una rappresentanza di territorio e di popolo, quindi può variare il partito perché alla fine sa che si affida a qualcuno che lo rimetterà in lista in posizione diversa, ma si affida a quello, quindi vive dentro il teatro, il gioco della politica. Chi invece fosse eletto veramente con la preferenza, scrivendo il nome come facciamo per altre elezioni, avrebbe quantomeno un rimando elettorale rispetto a Roma e dice, beh, insomma, io sono stato votato, sono stato votato là, e prima di cambiare, di ripresentarmi al mio territorio e alle mie persone per avere una nuova fiducia, beh, devo render conto, forse è meglio che ci pensi, forse è meglio che metta in campo azioni diverse dal punto di vista dell'azione dentro i partiti. Quindi questo voglio dire, è frutto, anche questo è un frutto perverso e cattivo di una impostazione politica che è fideizzata e invece non lascia invece spazio davvero alla dinamica del rapporto tra elettore e perché io sono vicina a questo elettorato, questo cittadino italiano che non sa più cosa fare e cosa votare, perché ha provato di tutto e di più, però il cambiamento, visto che parliamo di cambiamento maschile, di cambiamento politico non ne vediamo, perché l'agire non è quello di cui si parla e che vorrebbe il cittadino. Stanno andando tutta da un'altra parte. A proposito di un'altra parte, avvocato Citran, siccome siamo quasi in chiusura, vorrei capire anche cosa ne pensa di questo carcere, perché è un carcere in Albania, di questa nave che va su e giù per 8-10 persone, ecco, di questi rimpatri. Ci spieghi un pochino, avvocato, perché è giusto anche a casa che riusciamo a capire. Lei, ecco, si occupa anche di questo, se non la disturbo troppo, avvocato, mi farebbe piacere che lei spiegasse cos'è anche il rimpatrio, quando si può fare e quando non si può fare, perché qua tutti parlano, ma alla fine uno dice poi a casa non ho capito niente. Prego, avvocato Citran. No, io mi occupo di diritto internazionale, ho uno studio anche a Bucarest e devo dire che in Romania problemi di migrazione come ci sono in Italia non esistono. Io posso andare a Bucarest in un parco di notte, vedere delle coppiette, tutto tranquillo, un ordine pubblico straordinario. L'Italia vive sicuramente un'immigrazione che non è stata gestita come avrebbe dovuto essere. Questo carcere, centro di accoglienza più che altro di Albania, voluto fortemente dal governo Meloni, per me sembra una cosa piuttosto aberrante anche perché è costata quasi 1 miliardo di euro e non ha ragione d'essere. È in contrasto con la normativa europea. I paesi sicuri sicuramente non possono essere determinati con un decreto del Presidente del Consiglio o del Governo e credo che su questa, diciamo, operazione in Albania questo governo si sia pregiudicato in qualche modo. Non credo che le sentenze che verranno, i giudici la smetteranno di fare delle sentenze che dichiareranno trasferimenti illegittimi, anche perché il paese sicuro va valutato con altri parametri. Devo comunque dire che non mi piace questa politica, non mi piace come è gestita l'Italia nell'immigrazione. Sono belle le parole del suo ospite in studio e davvero sono illuminanti, però io faccio fatica a vedere un futuro roseo per questa Italia, per come è strutturata e per come è gestita questa politica. È vero che anche la rappresentanza nelle istituzioni dei cittadini è poco rappresentativa, davvero. È una democrazia, direi, diciamo, che non riflette quelle che sono le vere esigenze del paese e ci sarà sempre meno gente che andrà a votare. Questo fino a quando
le cose sostanzialmente non cambieranno nei partiti. La sinistra sta già facendo, da un mio punto di vista, una certa riflessione su cosa è la politica e il senso di partecipazione dei cittadini, perché meno persone vanno a votare, meno democrazia c'è. Bisogna riscrivere le regole e soprattutto riforme costituzionali che vadano nel senso di una partecipazione democratica sempre più forte, dare forza ai referendum consultivi, che sono fondamentali anche per scegliere in funzione dei desiderata dei cittadini. La interrompo un secondo perché abbiamo Anna da Salzano, avvocato. Vai Anna. Io sono un operatore sociale che lavoro nei servizi sociali e mi stimolavano delle riflessioni le cose che stavate dicendo rispetto all'inclusione. Prego Anna. Ok, rispetto all'inclusione per cui la parola chiave di tutti questi di anni ormai, favorire l'inclusione attraverso varie progettazioni. Dopo, nella sostanza, l'inclusione è solo uno slogan, perché la partecipazione dei cittadini, come stava dicendo appunto questo avvocato, non so, sembra ambivalente un po' tutta la questione. Il cittadino ha poche risorse per partecipare e quando partecipa è talmente arrabbiato perché la sua sopravvivenza fa il lavoro, la difficoltà, la casa, il tema casa, si fa molta fatica a essere sereni per poter ragionare su delle cose, perché ci sono così tanti bisogni che non vengono percorsi neanche dai servizi, si fa molta fatica perché non ci sono le risorse. È un po' schizofrenica tutta questa cosa. E dopodiché il pubblico soprattutto c'è un disegno per soffocarlo, per togliere le risorse, per soprattutto appesantire le poche risorse che ci sono anche umane, trattarle molto male, caricarle di lavoro e non permettere anche di fare il proprio lavoro in armonia un po' con tutto quello che potrebbe essere, con la prendersi carico e cura delle persone. E c'è una rincorsa ai bandi, ai soldi che vengono da fuori e si fa fatica farli corrispondere ai bisogni delle persone, perché non c'è un disegno un po' più ampio che vada incontro veramente a quelli che sono i bisogni delle persone. Grazie Anna, devo correre perché sono proprio in chiusura. Comunque sei stata chiarissima, ti ringrazio anche di questa telefonata che fa capire che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare purtroppo, e non è vero che non ci sono risorse, ve lo posso assicurare, le risorse ci sono e come potremmo fare tantissime cose è che prendono destinazioni diverse, quelle che non servono a noi, però servono a quelli che governano. Prego, avvocato Sitran. Sì, sono assolutamente d'accordo con chi è intervenuto prima, perché non c'è l'empatia, non c'è l'umanesimo, che sono degli ingredienti necessari per una società prospera. Penso all'esempio della Finlandia, che per il 7° anno consecutivo è la nazione più felice al mondo, non tanto per l'ambiente, perché fa freddo e buio presto, ma per una, definizione di felicità che ha anche dei connotati economici, quindi l'alto valore degli stipendi, il lavoro che non pregiudica anche il ruolo di padre o madre, quindi l'attenzione ai propri figli, quindi tempo da dedicare anche ad altro, il grande rapporto con la natura che hanno certe popolazioni, quello che noi abbiamo perso. Noi siamo orientati da un consumismo sfrenato, dove il Dio è il denaro,
e dove certi valori appunto che determinano invece la qualità della vita e anche la coesione sociale sono sempre più dimenticati. Ecco, quindi è questo liberismo e questo sistema che noi italiani siamo maestri in questo, ecco, non fa la felicità dell'uomo e non aiuta certo. Sentiamo il dottor Zabotti che voleva intervenire. Prego, dottor Zabotti. Ha posto una serie di tematiche anche dal punto di vista così, l'inquietudine che stiamo vivendo in questo tempo. La cosa che e condivido anche quello che diceva Mirella, cioè sul fatto è vero le risorse, è vero che c'è un pubblico che patisce, però ci sono anche mancanze di controlli, ci sono risorse che prendono strade che non dovrebbero essere, c'è un sistema anche di impunità, insomma, rispetto a tutta una serie di vicende politico-amministrative che, insomma, ecco, io dico più serietà nell'impostazione dal punto di vista della gestione della cosa pubblica in questo nostro paese, prima di tutto. E poi vorrei dire, la sanità regge, sì, il nostro sistema universalistico, ancora per quanto, diciamo noi, no? Perché è chiaro che anche lì si vivono oggi un tempo di grandi problematiche. Al tempo stesso quello che posso dire, visto che lei ha citato l'umanesimo, noi non possiamo arrenderci. Cioè io continuo a dire quello che ho detto all'inizio, cioè se questa società, posso dire anche quella veneta, con tutte le sue difficoltà, problematicità e fragilità, se oggi regge ancora è perché c'è un mondo ancora che ha il senso della finalità, del bene. Di aiutare. E a partire dalle persone, dalle famiglie, dai corpi intermedi, il volontariato, posso dire anche sanissimi imprenditori che in questo momento qua stanno facendo molto bene, anche a livello di dato internazionale, il loro lavoro e stanno restituendo al territorio, almeno io l'esperienza che porto, e posso portarle questa, che vivo ormai da diversi anni, il senso della rete, il senso dello stare insieme e di riconoscersi in alcuni valori e obiettivi. Dottor Zabotti, si parlava anche con l'avvocato Sitran da parola umanesimo, umanesimo latino, ma viene insegnato abbastanza nelle scuole l'umanesimo latino o devo essere fortunato di avere quell'insegnante che capisce l'importanza di insegnarmi l'umanesimo? Prego. Allora, l'umanesimo, quell'insegnante famoso per cui siamo fortunati resterà per tutta la vita, c'è niente da fare. È quell'incontro che di solito segna la vita. È chiaro che oggi c'è anche un grande dibattito sul tema, vale ancora la pena le materie classiche, c'è qualcuno che sta recuperando invece tutta questa dimensione qua, perché alla fine conta la dimensione dell'uomo, cioè l'uomo e la donna che fanno la differenza, cioè chi ha, come dire, un costruito, un precipitato personale che li mette nella condizione per cui in tutti i ruoli che riveste c'è un'affinità, c'è un guardare oltre se stessi, non c'è il profitto come elemento, allora possiamo ma c'è ricordare, una visione d'insieme, di comunità, dottor Zabotti, di bene. Dobbiamo ricordare però che noi abbiamo avuto la fortuna di avere queste persone che sono state anche calpestate dalla politica, che addirittura non hanno partecipato ai funerali. Cito uno in particolare, Del Vecchio, questo grande uomo che pensava ai suoi dipendenti, quando incassava tanto dava ai suoi dipendenti, costruiva per i dipendenti, per la comunità, ma penso anche al grande onorevole Dino De Poli, questo umanesimo che io lo sentivo sempre, ecco, quando lui parlava di umanesimo, che è stato colpito a morte perché faceva. Lui ha creato questa casa dei Carraresi, le fontane, i teatri, per la comunità. Però la politica è andata contro, perché lui toglieva visibilità al politico di turno, perché dava visibilità all'opera che lui faceva, la Piani, che è stato addirittura premiato. Allora questi uomini che hanno fatto sono stati sempre visti male dalla politica, poi quando avevano finito questo percorso di umanesimo hanno sparato addosso alla Croce Rossa, che ormai era diventato. Capisce, avvocato, che a casa sentiamo Sitran, perché devo anche chiudere, poi lei rimane qui con noi e perciò possiamo aggiungo solo che Dal parlare. Vecchio è stato il premio Tognolo 2016, ecco, la prima edizione. Ecco, e al funerale abbiamo visto chi c'era di questo grande uomo che ha portato grande l'Italia, il Veneto, ecco, è il Veneto nel mondo. Avvocato Sitran, no, perché bisogna anche dirle le cose come stanno, perché se ci giriamo sempre dall'altra parte la gente
a casa fa fatica poi a capire, perché questo è quello che abbiamo avuto anche nel territorio. Ne ho citato due perché purtroppo sono anche scomparsi, dico io, ma ne potrei citare altri, però vengono sempre visti in maniera proprio un po' così dalla politica, li snobba, diciamo. Quando muoiono qualcuno, invece quando muoie dice dopo. Ecco, però bisogna morire ed essere anche nel cerchio della morte, perché se anche là non fai parte di certi cerchi nessuno viene. Prego, avvocato Citran, come ci saluta, con quali parole? Sì. Il problema è che la politica la fanno i mediocri e quindi le persone che invece hanno questo slancio umanistico e di bene comune spesso e volentieri vengono estraneati, considerati pericolosi da quella che è un autoritarismo che sta crescendo in Italia a discapito della democrazia e della partecipazione. L'ultima domanda, avvocato Citran, perché non è sempre che abbiamo ospite l'avvocato. Ecco, questo diritto internazionale che anche in Europa sta vacillando, ecco, questo diritto internazionale che non tutti i paesi rispettano, non facciamo nomi ma sappiamo a chi ci riferiamo. Ecco, ma cosa sta succedendo allora? Cosa serve questo diritto internazionale se c'è poi qualche paese che dice me ne frego, faccio quello che voglio io e nessuno, nel silenzio totale però di certa politica che dovrebbe intervenire e fa rispettare questo diritto internazionale. Prego, avvocato Citran. No, devo dire che le corti europee sono gestite da burocrati, quindi è bello a parole leggere le convenzioni sui diritti dell'uomo e quant'altro, ma alla fine poi nella realtà, se uno vuole appellarsi a norme previste in convenzioni importanti, poi c'è una burocrazia che ti rende i ricorsi inammissibili, non c'è un'effettività, ecco, delle norme. Quindi io sono molto pessimista per questa Europa, per come è gestita nel vivo. Mi riferisco alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che è diventata davvero un terno al lotto, cioè uno vuole fare un ricorso ma 1 su 15, 1 su 20 passa, perché forse c'è un algoritmo che screma le tantissimi ricorsi. Ovviamente non c'è bisogno di un avvocato, quindi queste corti sono subissate. Se funzionano male i giudici europei per chiedere giustizia, alla fine è ancora più deprimente la situazione. Tra l'altro anche un'Europa che adesso ha una guida molto traballante, la von der Leyen è stata eletta con il 51% dei voti, con una maggioranza che a livello nazionale fa fatica a guardarsi. Quindi sono molto sfiduciato di questa Europa che sta perdendo sempre più terreno rispetto ai principi enunciati e una concorrenza spaventosa, fortissima dei paesi in via di espansione. Mi riferisco al BRICS, come anche alla Cina e alla Russia. Quindi non la vedo coesa e sono un po' pessimista, ma andiamo avanti, dai. Andiamo avanti dal basso, come dicevano i suoi ospiti. Bisogna lavorare, aver fiducia, ottimismo e, come diceva anche Nelson Mandela, sognare ad occhi aperti fino alla fine dei nostri giorni. Sognare ad occhi aperti, ecco, anche perché, come dice l'avvocato Zabotti, non è che abbiamo tante chance. Ecco, no, nel senso, rispetto all'Europa, avvocato, sono d'accordo con lei sulla valutazione anche di sano molto realismo e pessimismo rispetto a tutta una serie di percorsi e di procedure e di fenomeni che in Europa no. Però posso dire, questa culla di civiltà oggi o decide finalmente di riprendersi un ruolo e una possibilità dal punto di vista politico, se no queste chance noi non ce le abbiamo più, cioè rispetto ai contesti anche in cui non abbiamo neanche più la pace garantita in tutti questi anni qua, abbiamo i conflitti che rischiano di diventare assolutamente globalizzati, abbiamo un'Europa che rispetto a uno strapotere, no, delle grandi autocrazie, chiamiamole così, oggi deve ritrovare assolutamente un ruolo, perché sennò appena è l'estinzione. Siamo già fuori da tutta la questione di poter essere protagonisti sulle decisioni più importanti, penso anche a tutte le grandi scelte dal punto di vista economico, di scenario, ambientale, tecnologico, tutto il tema anche della sfida dell'intelligenza artificiale e di tutti i processi che sono in questo senso. Allora io dico, non per chiudere
con come dire, il consueto e scontato esercizio della vicenda di ottimismo, ma in questo senso io mi ritrovo nelle sue parole, cioè non c'è alternativa ad essere noi in campo, ecco, unendo, questo sì lo vedo, c'è la possibilità ancora, unendo le risorse sane, le persone che ci sono, le realtà che ci credono e che stanno facendo ogni giorno bene il proprio dovere. Allora adoperiamo in chiusura questa parola, immischiamoci, ecco, che faremo il bene del paese e della comunità tutta in generale. Grazie, veramente grazie all'avvocato Marco Sitrand di essere stato con noi. Buon lavoro, avvocato. Mentre il dottor Zabotti rimane con noi, pubblicità. Buon lavoro. Buona giornata, grazie. Ci troviamo nel laboratorio di genetica della Fondazione Malattie Rare Mauro Maschirotto. Oggi vi faremo vedere come si analizza il DNA nella diagnosi di malattie rare e in particolare vi illustreremo la tecnica classica di sequenziamento e quella più moderna di Next Generation Sequencing. Dopo il controllo in gel della regione di interesse del DNA, il nostro scopo è quello di leggere la sua sequenza. Per fare questo, il campione deve essere preparato mediante la marcatura del DNA, che consiste in una reazione in provetta in cui si usano sia nucleotidi normali che nucleotidi marcati con 4 fluorocromi diversi. Quando uno dei nucleotidi marcati viene incorporato in modo casuale nella catena in crescita, la reazione termina. Per ogni campione si generano così moltissimi frammenti di lunghezza diversa, marcati all'estremità 3'. Dopo la marcatura si passa alla fase di sequenziamento vera e propria, in cui i campioni vengono messi in un'apposita piastra per essere denaturati e caricati nel sequenziatore. Il sequenziatore automatico AB-Prism 3130 che qui vediamo possiede 4 capillari. Il sequenziamento si basa sulla separazione dei frammenti mediante un'elettroforesi che usa come mezzo di separazione un polimero all'interno del capillare di vetro. Applicando un potenziale elettrico, le molecole del campione migrano con velocità differenti in base alle loro dimensioni. I frammenti DNA marcati, colpiti da una sorgente luminosa, emettono una fluorescenza che viene rilevata da un sensore. I segnali luminosi vengono tradotti in picchi in un elettroferogramma. In questo modo, con l'aiuto di appositi software, si va ad individuare la successione delle basi che formano la sequenza. Quando guardiamo una sequenza di DNA, in realtà stiamo visualizzando contemporaneamente i 2 alleli del paziente, quello di derivazione materna, ossia quello che l'individuo ha ereditato dalla madre, e quello di derivazione paterna, ossia quello che è stato trasmesso dal padre. Non è possibile distinguere l'allele materno da quello paterno e se i 2 sono perfettamente identici, nella sequenza vedremo una successione di picchi singoli. Se invece in un determinato punto della sequenza i 2 alleli differiscono per una singola base azotata, vedremo in corrispondenza di quella base non un picco singolo, bensì 2 picchi sovrapposti. Se su uno dei 2 alleli c'è una delezione o una duplicazione, cioè se mancano alcune basi o se ve ne sono in più, vedremo che la sequenza si sdoppia da quel punto in avanti. Una differenza tra i 2 alleli non è necessariamente legata a qualcosa di patologico, ma tale differenza va poi interpretata con l'ausilio di appositi software. Mentre con il sequenziatore classico si analizza un frammento di DNA alla volta, con l'evolversi della tecnologia è diventato possibile analizzare contemporaneamente un numero massivo di segmenti di DNA, con il cosiddetto Next Generation Sequencing. Si tratta di un metodo di sequenziamento del DNA che, con accorgimenti derivati dalle nanotecnologie e con l'ausilio di potenti mezzi informatici, permette di analizzare molteplici geni in parallelo, a costi e tempi ridotti, come ad esempio i geni per la diagnosi della sclerosi laterale amiotrofica. Questa metodica rende possibile il completamento di analisi che con il metodo Sanger avrebbero impiegato anni in poche settimane. Tra le diverse piattaforme NGS disponibili, qui viene utilizzato l'Ion Torrent Personal Genome Machine.
Preparazione delle librerie. Il primo passo è quello di disegnare i primer necessari per il sequenziamento di tutti i geni di interesse ed eseguire l'amplificazione PCR di tutti i frammenti contemporaneamente in una PCR multiplex. Il campione, con tutti gli amplificati, poi subisce una serie di passaggi per ottenere una libreria di frammenti, tra cui varie purificazioni con bits magnetiche. Per me è un onore avere sempre ospite la dottoressa Anna Albarello Baschirotto. Lo sai, Anna, che lo dico perché Grazie, lo penso Mirella. veramente, soprattutto l'impegno e la caparbietà con la quale avete combattuto questi anni per cercare di portare a termine queste battaglie fatte con le malattie rare per vincere una guerra che non finirà mai. Però voi siete sempre nel pezzo e cercate anche di dare l'esempio, quello che è anche l'etica di quello che stiamo parlando. Anna, cosa vuoi dire questa mattina? Abbiamo visto questa scoperta meravigliosa, il DNA, questa ricerca che fa sempre fatica ad andare avanti, le malattie rare sono tante, ma questi genitori che si devono impegnare per fare il passaparola, per trovare altri genitori, altre persone che hanno queste malattie rare, e poi all'improvviso scoprono che c'è anche questo istituto, Mauro Baschirotto, che invece può dare anche delle soluzioni o da aiutare nel percorso così difficile che è quello della malattia rara. Prego, Anna Baschirotto. Sì, Mirella, grazie dell'invito e grazie per darci l'opportunità di presentare sempre questa missione che appunto, come dici tu, è a favore di persone e famiglie, malati, bambini e adulti che diciamo soffrono in una situazione di malattia magari poco conosciuta, poco studiata, ma anche per l'isolamento in cui vivono, perché alcuni appunto, come dicevamo sempre, alcuni sono a Vicenza, altri possono essere a Trento, altri magari sono anche a Trieste, altri a Torino, altri nel sud, e quindi rare, ma non per pochi, perché le malattie sono circa 8.000 quelle conosciute, però ognuna è rara. Allora significa che, come dici tu, le persone vivono in una sorta di isolamento ed è quello che noi ci siamo prefissato fin dall'inizio, al sorgere della nostra associazione, ancora nell'88 dopo la morte di nostro figlio, di mettere insieme le famiglie, creare delle reti, creare dei gruppi di autoaiuto per singola malattia, per poter dare delle risposte anche in termini di semplicemente scambio di informazioni, aiuto, assistenza, conoscenze e quindi avere una, come dire, vivere una situazione di sofferenza, sì, ma almeno in cui si è informati di che cos'è la malattia del figlio, di come viene gestita. Inoltre abbiamo aggiunto poi poco più tardi l'acquisto di questa struttura per poter dare anche una informazione diciamo di tipo diagnostico in ambito genetico, con il laboratorio di genetica medica che avete visto poco fa, dove appunto abbiamo implementato la diagnosi genetica per più di 230 malattie genetiche, oltre ad avere tutta una serie di geni coinvolti in queste che vengono studiati con metodi anche di nuova generazione, tipo il Next Generation Sequencing. Ecco, tutto questo diciamo ti permette di dare una diagnosi e la diagnosi genetica è importantissima perché si conosce nella famiglia qual è il problema e magari si pensa tutti insieme, le associazioni, i gruppi di famiglie che sono coinvolti, di portare avanti le conoscenze e di trovare una nuova terapia nel caso in cui non esistesse, così come abbiamo fatto noi con alcune malattie come per esempio la leucodistrofia metacromatica che non smetteremo mai di citare. Ecco. Grazie veramente Anna per queste parole. Io Anna non riesco a dare di lei, una persona a me molto cara, molto vicina, ma soprattutto questa pacatezza e questa caparbietà, lei col marito che salutiamo veramente, il dottor Baschirotto, per capire
e soprattutto immischiarsi, e qua ritorno nella parola immischiarsi. Loro si sono immischiati, si mischiano continuamente per il bene della comunità. Prego, dottor Zabotti. Sono anch'io onorato e grato di poter così condividere questa mattina questo incontro con la Fondazione Baschirotto. Io da consigliere regionale, impegnato per il passato, impegnato nella Commissione Quinta, Sanità e Sociale, ho avuto modo di interloquire insomma, in anni recenti proprio con la Fondazione, e so il tenore della competenza e del lavoro di consapevolezza culturale e sociale che la Fondazione mette in campo, e quindi è come dire onorato e grato perché qui, come diceva giustamente Mirella, è il protagonismo dei corpi intermedi, cioè delle persone che hanno deciso che non basta, non serve attendere, hanno sfidato sostanzialmente anche un'idea che bisogna, come dire, cominciare, avere il coraggio di, no? Rispetto a un'esigenza, e voglio dire anche rispetto alla sofferenza, avete gettato il cuore oltre l'ostacolo, avete dato uno sguardo di bene, avete dato una proiezione, ecco, di espressione di bene comune. Cioè quello che voi avete sofferto è diventato un patrimonio di consapevolezza e di conoscenza perché altri potessero invece attingere alla vostra conoscenza e dire abbiamo forse speranza di un tempo migliore per noi, per le nostre vite. Quindi questo vi fa onore. Lo dico perché è espressione anche, scusatemi, ma anche di un senso sussidiario che è nostro, è di questa comunità, di questo nostro territorio. Cioè l'idea di non attendere, ma di mettere in campo quasi imprenditorialmente un qualcosa che abbia il senso di una novità. Cioè di fronte a un bisogno avvertiamo una consapevolezza e diciamo proviamo noi e mettiamo in campo la rete. Ecco qua la parola, il pronome che io ho sentito anche dal dottor Zabotti, e lo dico a Anna Baschirotto, perché Anna e suo marito non adoperano mai il pronome io. Io ho fatto, io ho portato, ma il noi che ha detto lei. Noi, sempre noi, abbiamo cercato di fare, di comprendere, di aiutare il noi. Il problema è, Anna, e devo dirtelo, che invece molte associazioni hanno l'io. Io ho fatto, io porto avanti, io decido conquistare, io decido di avere la mia visibilità. Ma quando si parla di morti è tutto uguale, cioè non sono io, siamo noi con il stesso dramma, il stesso problema. Io non ho mai sentito Anna Baschirotto appunto con questo pronome per portare avanti la sua persona. Lei ha sempre parlato della comunità, della ricerca, di aiutare con questi progetti, ecco, con questa squadra meravigliosa che ha. Invece noi abbiamo, Anna, il problema della visibilità. Ognuno vuole essere visibile da solo, mai assieme. Tu sai che abbiamo creato le associazioni, abbracciano le associazioni, però c'è questo problema che qualcuno vuole la sua visibilità, vuole essere lui il protagonista, non assieme, non il noi. Perché questo secondo te, Anna? Mirella, ecco, questa domanda mi fa piacere che tu mi abbia fatta, anche perché colgo l'occasione per ringraziarti sempre, perché il sorgere di questo diciamo rete di associazioni, sai che abbiamo partecipato anche noi a degli incontri l'anno scorso, l'altro anno che tu hai fatto a Treviso, in cui avevi già creato questo nucleo, no? A cui hai dato vita poi diciamo in maniera più organizzata adesso recentemente, oppure un anno fa mi pare di ricordare. Però ecco, e devo dirti che è una cosa molto meritoria, ci fa piacere che ci sia, ci fa piacere ricevere tutte le notifiche, le informazioni, e guarda, appena superato questo momento in cui abbiamo molteplici scadenze, impegni legati sempre alla nostra missione, e parteciperemo senz'altro perché crediamo che sia fondamentale. Allora, l'io e il noi. Diciamo che noi lo vediamo continuamente anche nel campo delle associazioni che si occupano di salute, di sanità, di malattie. È una guerra di c'è una guerra di poveri, no? C'è questo desiderio di magari a volte
di collaborare sì, ma scalzando l'altro per mettersi in primo piano. Da un lato sicuramente anche le associazioni di volontariato stanno cercando probabilmente di emergere per ricevere il 5 per 1000, per avere qualche risorsa che non c'è, perché bisogna anche dire che ci si rimbocca tanto le maniche, ma dopo bisogna cercarsi i fondi. Siamo delle onlus adesso, ODV o diciamo ETV, però o ETS, scusate, ma siamo sempre tutti alla ricerca di fondi. Può darsi che qualcuno cerchi di far emergere la sua figura magari perché pensa che possa esserci un beneficio per l'associazione, per la sua attività. Ecco, io voglio pensare a questo positivamente, se no altrimenti veramente è una guerra di poveri, no? Siamo delle persone che sono nel volontariato e dopo facciamo emergere la nostra personalità, il nostro operato per che cosa? Dovremmo farlo per metterlo sempre a disposizione della missione di cui ci occupiamo. Cos'è che ti spaventa di più, Anna Baschirotto, in questo momento? La fragilità che noti, ecco, tu che stai combattendo con questa squadra di professionisti, queste malattie rare, ogni giorno ne sentiamo una di nuova, sono tantissime come hai detto tu, però bisogna intervenire, si può intervenire se la ricerca ricevesse dei fondi meritori. Prego. Allora guarda Mirella, grazie anche qui questa domanda, perché la cosa che mi preoccupa tanto è riuscire ad arrivare in tempo a curare adesso, in questo momento per esempio, a curare una malattia che si chiama epilessia di Lafora, che colpisce, è una neurodegenerativa, anche se si chiama epilessia non è solo un'epilessia, è presente alla nascita, si manifesta nell'adolescenza e i ragazzi che hanno la diagnosi, ragazzi e ragazze bellissime che noi abbiamo conosciuto tutti personalmente, e in pochi anni muoiono perché c'è una terribile degenerazione dovuta a un accumulo di un glicogeno che non viene eliminato e va a compromettere il sistema nervoso centrale. E per questa malattia noi abbiamo già speso molte risorse con un premio, assegnando un premio internazionale di 150.000 euro, ma adesso stiamo continuando a finanziare questo progetto perché i risultati sono importantissimi sul modello della malattia, perché non si può passare direttamente sull'uomo se non ci sono dei risultati su questo modello, e stiamo cercando di reperire i soldi per portarlo a compimento, però è una malattia rara, di poco interesse, bisognerà arrivare a finanziare circa 2 milioni di euro in 3 anni e poi bisognerà trovare una company, un'azienda che prenda in mano tutta la parte del trial clinico sperimentale, e sono spese altissime perché nessuno si mette in campo per una malattia rara. Delle agenzie di ricerca internazionali, degli enti internazionali di ricerca che hanno finalità di profitto, perché per portare avanti poi il trial clinico ci vuole una spesa talmente alta che una onlus da sola non può certo farcela. Abbiamo Giulia da Venezia, assolutamente devo dare la parola a Giulia, poi continuiamo. Ciao cara Giulia, come stai? Sì Mirella, ciao, sto bene, grazie Mirella. A volte non riesco a prendere la linea, ma adesso l'ho presa. Saluto anche i tuoi cari ospiti che hai là, la dottoressa Baschirotto e il presidente del Beato Toniolo. Allora io Mirella volevo dire che sì, visto che di soldi non ce ne sono mai e hanno fatto questo insulto ai cittadini, ai pensionati di 3 euro al mese, e però Mirella, per loro, perché sono andati là per comandare, non per governare questi qua, e per loro ci sono, Mirella, pensa che in assoluto silenzio stavano per aumentarsi il coso dei partiti, il finanziamento dei partiti, e il presidente Mattarella, che a loro dà tanto fastidio, anzi lo vorrebbero mandare via, è intervenuto e ha detto di no.
E logicamente, Mirella, in un momento come adesso, per loro ci dovrebbero essere il finanziamento dei partiti, anche l'aumento. Allora, Mirella, io volevo dire che questi qua devono sapere che c'è la Costituzione e la devono rispettare, perché non è che ci sono i giudici cattivi, rossi, comunisti, le qua e di là. Devono rispettare la Costituzione, perché non devono fare quello che vogliono. Poi, Mirella, se mi dai un altro minuto, ti dico anche che quello che sono andati a fare là in Africa, non sentiamo più dire il piano Mattei, Mirella, dall'anno scorso, che hanno detto che hanno stanziato 5 miliardi. Sabato sera ho visto una trasmissione, Mirella, io non guardo Uomini e Donne, neanche il Grande Fratello, guardo robe istruttive. E sai, Mirella, che sono andati là a fare i loro interessi? Quelli che sono andati là gli hanno fatto seminare le piante di ricino e poi gli avevano promesso 500 euro a ogni raccolto, gli hanno dato meno di €1. Adesso questi qua poveretti sono alla fame, perché hanno intervistato anche gli africani, sono alla fame perché il terreno è stato avvelenato con quei semi, lo hanno mangiato anche il loro bestiame e adesso non possono più seminare perché il terreno è avvelenato. Questo sono andato a fare la Mirella dopo della barca con i migranti, il ridicolo che hanno fatto. Sono andati anche a distruggere gli africani, non sono andati là per aiutarli, sono andati là per fare i loro profitti. Scusami Mirella se mi sono un po' agitata. No, vai tranquilla cara Giulia, grazie della telefonata, Mirella, un abbraccio anche a Giulia. E anche le dico, saluto i tuoi cari ospiti Mirella che hai là. Il buon e vi auguro senso, a tutti il una buon buona senso. giornata. Ciao Grazie. Mirella, Grazie per Giulia. tutto quello Allora, che dottor fai, Zabotti, Mirella. come chiudiamo? Ormai siamo in chiusura, cosa vuole dire? Allora, io voglio dire che vorrei, in cuor mio, anche da cittadino, pareggiare l'altezza, la profondità, la mirabile opera Baschirotto rispetto a qualche esempio di non buona politica che ho sentito evocare. Cioè, come a dire, ci troviamo paradossalmente di fronte a una vicenda quotidiana di altissima competenza, disponibilità, vorrei dire proprio senso di quel bene comune, un immischiarsi proprio con una finalità unica che è quella del bene, per tutti, indiscriminatamente, cioè farsi carico anche delle ultime emergenze dal punto, come abbiamo sentito, dal punto di vista malattie rare, mettendo in piedi un laboratorio con quella professionalità, con quella strumentazione, con quella tecnologia che abbiamo visto. Quindi parliamo di un livello altissimo, ecco, io lo dico qua e lo dirò sempre. Dall'altro lato mi dispiace moltissimo, perché poi abbiamo parlato prima dell'astensionismo, di fronte a cattivi esempi della politica è chiaro che poi qualcuno si chiama fuori e dice io non voglio avere a che fare con una politica che si esprime così. Ecco, allora l'impegno per noi oggi è seguire quell'esempio, cioè dire da noi, da cittadini, oggi più che mai, immischiarsi, stare dentro i processi, avere una consapevolezza, guardare i giovani, formare, continuare ad avere entusiasmo, stupore, bellezza della vita, perché alla fine è un grande e bellissimo dono e noi siamo qui per cercare di, come dire, non di viverlo per noi stessi, ma di poterlo comunicare e facendo crescere insieme la comunità e gli altri. E allora meno brutta politica, più Fondazione Baschirotto dal punto di vista dell'etica e del primato della persona e del senso vero della comunità. Quindi grazie. Allora Anna Baschirotto, come ci saluti, che messaggio vuoi lasciare questa mattina alle tante persone che ti stanno ascoltando, a quelle famiglie che sentono chiedere i 2 milioni agli imprenditori per queste Olimpiadi? E tu stai invece dicendo che ci sono queste ragazze che muoiono perché qualcuno non riesce a capire l'importanza di investire nella ricerca. Prego Anna Baschirotto. Sì, grazie Mirella, ringrazio tantissimo il dottor Zabotto di queste sue parole, veramente troppo buono. Ci farebbe anche piacere magari continuare possibilmente avere un contatto anche presso
visto che è direttore scientifico appunto di questo istituto, magari anche poter collaborare in futuro, no? Su qualche aspetto. Grazie, assolutamente. Ecco, magari ci darà attraverso Mirella i suoi riferimenti, potremo collaborare. Quindi grazie delle sue parole e grazie anche della sua opera. E quello che voglio dire è che semplicemente che noi ci mettiamo l'anima, vogliamo riuscire veramente a sconfiggere queste malattie e che quindi ringraziamo veramente tutti se ci danno lo spazio per spiegare qual è l'impatto di queste terribili malattie. Avremo anche degli incontri adesso sotto Natale, anche verso Rovigo, ma anche a Perugia, ma anche in altre parti, per parlare proprio di questo impatto delle malattie rare nella società, nei malati, per la ricerca, per la sanità. Ecco, e continueremo nella nostra opera. Veramente quello che vogliamo dire e quello dare è un messaggio di speranza sicuramente, perché c'è sempre la possibilità di portare avanti le conoscenze. L'abbiamo dimostrato con la leucodistrofia metacromatica, che siamo riusciti a spingere nella direzione della terapia genica e ora c'è una cura. Credo che anche per altre malattie si possa trovare una soluzione. Ora il DNA lo conosciamo meglio, ora ci sono molte cure a RNA e DNA. Anna, devo chiudere. E quindi la speranza è sempre con noi e questo è il messaggio che voglio dare. Condiviso in toto. Veramente grazie alla dottoressa Anna Albarello Baschirotto, Associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto, con questo istituto scientifico importante. Grazie anche al dottor Marco Zabotti che è stato con noi, Istituto Toniolo. Sentite questa parola magica, questo cognome che ha fatto sì che anche Mirella riesca a fare qualcosa, perché è stato lui che ha creato questa meravigliosa opera di umanità, proprio di umanesimo, per aiutare i poveri e i fragili. Grazie e andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Muscoli al forno. Nelle Marche le cozze vengono chiamate muscoli. Negli ultimi anni, grazie ad una migliorata fiducia, le cozze hanno conquistato molto terreno, specialmente nel nord Italia, dove il loro consumo era molto limitato, almeno in rapporto alle regioni del sud. Ingredienti per 4 persone. 1 chilogrammo di muscoli, cozze, 200 grammi di passata di pomodoro, pangrattato, prezzemolo tritato, olio extravergine d'oliva, sale. Mettete in una padella qualche cucchiaiata di olio e i muscoli precedentemente nettati e lavati. Mettete il recipiente su fuoco vivace senza acqua e lasciate che le cozze si aprano. Togliete i molluschi dai loro gusci, conservando alcune mezze valve. Preparate un composto fatto con la passata di pomodoro, il liquido delle cozze, 2 cucchiaiate di pangrattato, prezzemolo, un filo di olio e poco sale. In ogni mezza valva disponete 2 o 3 molluschi e insaporite con il composto. Allineate le mezze valve di muscoli così preparate in un tegame da fuoco. Versate un poco di olio e passate il recipiente in forno caldo per una decina di minuti, per dare il tempo al pangrattato di prendere una colorazione dorata. Servite e buon appetito!